Buon pomeriggio e benvenuti all'altra domenica, oggi in diretta dal Gran Fiume Gran Shopping. La prima volta che veniamo qua, mi sembra, no? Non sì, siamo mai stati. No, mi sento particolarmente a casa. Sì, in effetti questa piazza oramai è come la conosciamo bene. Il nostro salotto, esatto. come al solito. Con noi non poteva mancare anche quest'oggi chi? The Furniture, arredamento. Buon pomeriggio qua. Carlo Luna. Buon pomeriggio. Nel frattempo arrivano gli occhi col porto d'armi, ora sia Valentina. Buon pomeriggio Valentina. Allora, come vedete ci sono un sacco di ospiti. Diventa anche culturale oggi la trasmissione, perché abbiamo il piacere di avere non uno, grazie a Carlo Luna ovviamente, ma ben due scrittori che presentiamo subito ovviamente. Sì, da chi partiamo? Partiamo da lui che non lo vedo da vita, Igor da Milano. Buon pomeriggio Igor e grazie di essere... buon pomeriggio a tutti. Anche perché stamattina tu eri alla Maratona di Trieste? Questa mattina ero a Cori Trieste a fare diretta con Radio.0 e poi sono scappato e sono venuto qui da voi. Molto molto bene. Quanti anni è che non vi vedevate? Ma guarda, secondo me circa una 7, 8? Mi sembra o 2008 o 2009. Potrebbe mi essere, sembra. Sì. Eravamo a Bibione a fare una trasmissione che andava all'epoca. Allora 2008. E tu facevi il sosia di Giovanotti. Ero giovane. Giovanotti quella volta. Ero giovane quella volta. Poi torna a trovarci un graditissimo ritorno Omar Battistone. Buon pomeriggio Omar. Anche lui con un nuovo libro, vero? Cioè, non è che faccio un libro ogni 3 giorni. Ah, non hai fatto un nuovo libro? Devo anche lavorare ogni tanto. Lavorare? Vuoi lavorare? No, lavorare non fa per me, scusa. Ecco, no, ma poi magari leggo un inedito, dai, una cosa che non è questa. Dopo ci allieterai come il tuo solito. Nel frattempo è cominciata ad Udinese Genova, ovviamente tutte le partite di Serie A. Continuiamo con gli ospiti, abbiamo un personaggio veramente... Vabbè, mio grande amico, mio fratello, certo lo posso dire che è un po' mio fratello Gigi Vox. Che brutta sorella che hai, Gigi. Un bel ragazzo come te con una sorella così brutta. Più brutta proprio. Ci deve essere stato qualcosa di... Buon pomeriggio Gigi. Ecco, se guardi dove c'è Marco a sinistra, là, sì, ecco, così, ciao Marchetto. Lo salutiamo anche, ciao Marco. Che poi basta che guardi i LED rossi, vedi sulle telecamere i LED rossi che si accendono. Ma io sono abituato, sai, col microfono, non con le telecamere, Gigi è un casino per me sta roba. No, ma poi Gigi è abituato con la radio, quindi esatto. con la televisione è diversa. Ricordiamo con le disco, tutti i predisco e ovviamente gli aperitivi su Radio Fantasy con Gigi Vox, questa sera da Zano Decimo, dal Pascià, ma ne parliamo dopo. Abbiamo tutta una squadra, parlando sempre di radio, che arrivano da una web radio, ovvero sia Wideline, degli amici della Wideline. Buon pomeriggio. Ciao. E allora intanto li presentiamo. Esatto. Lei non ha bisogno. Pensa che lei sia abbassata da Canale 5 Italia 1 a TPN. Più in ascesa. Esatto. È un crollo verticale, diamo il oserei dire. benvenuto a Sonia Borgonovo. Buon pomeriggio Sonia. Buonasera a tutti. Buonasera. Poi abbiamo Mirko Cuore, buon pomeriggio. Ciao. E poi tutti gli altri abbiamo di questa... la regia. Tutta la regia abbiamo. Tutta la regia giovane, giovanissimi. Esatto. Lei è il mixer. No, abbiamo una regia che è operativa, interattiva e anche presenta e conduce, quindi stiamo attenti che ci portano via. Ci fanno fuori subito. Di solito la regia è composta da mixer, compressori, monitor. Loro fanno tutto. Chi fa il monitor di voi tre? I piccoli crescono. Allora, presentiamoli, dai. Quindi buon pomeriggio a Ivan, a Nicole e a Laura. Buon pomeriggio e grazie. Durante il programma parleremo di queste due prossimi appuntamenti in vista della fine dell'Isola dei Famosi. Chi ha visto una puntata qua dell'Isola dei Famosi, qua presenti? È già qualcosa. È già qualcosa. Tu non ti vergogni di dirlo. Come una volta, ti ricordi Igor? Una volta non votava mai nessuno DC, ma vinceva sempre la DC. Ecco, come adesso fanno comunque grandi ascolti quando chiedi in giro, ma chi guarda l'Isola dei Famosi? Nessuno. Io no. Comunque non è più l'Isola di una volta, No, questo mi tocca dire. Sì, ha cambiato zona, sono da un'altra parte. No, è sempre quella. Sono sempre là. È sempre quella, però L'isola diciamo di casa nostra adesso. sono più agevolati, mangiano, ma mangiano molto di più di quanto ero là io, cioè Sì. caffè, grappini io non li ho mai visti. Ma poi tu Per cui... non facevi parte degli sfigati non famosi. Esatto, quindi ancora peggio. Ma gli altri mangiavano, scusa, No, non mangiavano neanche neanche gli loro. altri No, mangiavano. Luxuria non ha mai mangiato. L'hai vista? Come la vedi adesso? Quei 14 kg che perse sono ancora quelli che ha mantenuto. Lei li ha mantenuti, io li ho recuperati tutti. Lei viveva di altro. Io li ho recuperati.
A quest'ora non si può dire, andiamo avanti. Fascia protetta, fascia protetta. Allora, poi abbiamo altri ospiti in curva sud. Sì, No, quella sì, perché oggi abbiamo una curva. Curva ovest deve essere quella, perché Pordenone è là, quindi curva ovest. Vediamo. Allora, dove andiamo? Là, vai là, Andiamo Mara. là? Che poi io vado di là. Per la prima volta, almeno da quando ci sono io, abbiamo un modello uomo. Andrea. Sei buon pomeriggio. sicura delle tue affermazioni? Da quando ci sono io? No, che sia un modello uomo. No, ti chiedo, no. Sì. Buon Salve, pomeriggio. buonasera. Ciao. Piacere Andrea. Piacere Andrea. Sono ragazzo di 24 anni, vengo da Gradisca e pratico come hobby il modello. Ecco. Esatto. Poi Bene. c'è una bellissima E ragazza. poi abbiamo la Sara. Salve, buon pomeriggio. Bene. Noi non abbiamo sentito niente, ma non importa. Confermo che siamo a ovest lì. Siamo a ovest. Sì, perché c'è la bussola e mi dice che siamo a ovest. Va bene, anche loro ovviamente con noi per tutto il pomeriggio. Poi abbiamo le nostre Miss qua, il nostro trono. Abbiamo Le troniste di oggi. Abbiamo la bellissima Giulia. Cominciamo da lì per cortesia. Da Abbiamo qui. la Sì, buongiorno. La Giulia De Santi. Buongiorno Giulia, grazie di essere tornata. La Valentina Bon con gli occhi che sono coperti da copyright, cioè li può avere solo lei al mondo, oltre ad avere il porto d'armi per poter girare con questi occhi. No, adesso Sonia, guarda gli occhi di questa ragazza. No, la stavo guardando. Tu sai che io ho fatto parecchi concorsi di... No, ho fatto. Ah, pensavo facessi l'oculista e No, facessi tanti ho occhi, fatto no? da giudice, io sono la cattiva, no, dei concorsi di bellezza perché purtroppo le penalizzo tutte, però lei l'ho vista subito. Ha due occhi. Io ho l'occhio lungo. Tu c'hai l'occhio lungo, ecco. Dovrei cambiarlo col tuo perché io non ci vedo più una fava, vabbè. Abbiamo poi altri due splendori qua a abbiamo destra. la curva brasiliana, La curva direttamente brasiliana. dal Brasile. Buona tardi, gente. Sì. Micheli Lopez e Giada Stolf. Buon pomeriggio, grazie di essere venuti. Fanno parte anche loro oramai delle poltrone del centro commerciale Grafione Grand Shopping, Peter Stefanuto ovviamente Buongiorno a tutti. e Cinzia e basta perché non mi ricordo Baradel. C'è con noi anche Asia oggi pomeriggio, però adesso andiamo, vai dalla band perché abbiamo ultime ma primi per oggi pomeriggio la band più scalcinata che abbiamo mai avuto noi nel nostro programma, in senso ovviamente positivo e ironico perché vedrete poi fanno un casino della Madonna. Si può dire casino a quest'ora? Sì? Mara, prego. E allora cominciamo a farlo questo casino con i Paprika Rebaltation Band. Alle batteria Diego, alla tastiera Ivano, al basso Luca, alla chitarra Paolo e alla chitarra voce Loris. Che è lui. Va bene perché tutti i nomi che tu dicevi i nomi e non guardavi mai la persona giusta. No, guardavo la cartellina perché non hanno neanche gli strumenti in mano, non ci sarei mai arrivato. E tutto ciò è molto molto bello. Allora, normalmente all'inizio parliamo anche di calcio. C'è già il vantaggio del Milan con il Palermo 1-0. Gol di Suso. Puoi vincere facile, Milan-Palermo. Esatto. Dai. Almeno una volta. Sarà mica una partita di Serie A Milan-Palermo, cazzo, è rionale ormai. È l'amichevole estiva. La Serie A contro la Serie B. Allora, vediamo cosa è successo in Serie A partire dagli anticipi di ieri. Si sta giocando la 31esima giornata, vedete i risultati di sabato. Empoli Pescara 1-1, Atalanta Sassuolo 1-1 e la grande Juve che ha vinto 2-0 il risultato clamoroso che la Juve vince col Chievo, sì, questo è vero, no? Clamoroso. Doppietta di Higuain con un grande Dybala in campo. Partita delle 12:30 al Lunch Branch, Sampdoria Fiorentina 2-2, con la Fiorentina che ha racciuffato la Sampdoria proprio nel minuto finale della partita. Alle ore 15 si sta giocando Bologna-Roma, Cagliari-Torino, Crotone-Inter, Milan-Palermo e Udinese-Genoa che noi stiamo seguendo. Come detto, il Milan è in vantaggio 1-0. Questa sera Lazio-Napoli. Domani c'è qualcosa perché la settimana scorsa eravamo dimenticati. Domani c'è qualcosa? Non c'è niente. Niente, bene. Allora, questa è la Serie A, squadra in campo, è stato appena non dato un fallo al limite dell'area con un fallo su Terò, un fallo clamoroso. Non è fallo. Come non è fallo, si è Carlo? buttato. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo. Siamo obiettivi nella vita. Scendiamo di categorie, andiamo a vedere cosa succede in Lega Pro, tutte le partite che alle si giocano 16:30. Oggi cominciano alle 16:30. Stranamente, di solito fanno lo spezzatino, qui invece oggi quasi tutte alle 16:30. Parma ancora, Modena Sant'Arcangelo, Forlì Maceratese, Gubbio Mantova, Fano Pordenone, Teramo Reggiana. Alle ore 20:30 Lumezzane su Tirol, Feralpi Salò Bassano. Domani alle 20:30 sempre Albino Leffe
San Benedettese e Padova-Venezia. Bene, questa dunque è la Lega Pro, più tardi vediamo anche le classifiche ovviamente di tutti i campionati. Scendiamo ancora, oggi non gioca l'Eccellenza e poi vi parleremo anche del motivo per il quale l'Eccellenza non scendono in campo, invece andiamo in Serie D dove ieri si sono giocati ben 3 anticipi. Esatto, Caldinoale Virtus 0-0, Belluno Mestre 1-0 e Triestina che ha pareggiato con l'Abano Calcio 1-1. Ecco, quindi la Triestina ha perso purtroppo una grande occasione per accorciare sul Mestre quando mancano 4 partite alla fine. Tra l'altro Mestre che ha perso col Belluno. È il mio? Appunto, sì, ma quello infatti, vedete. No. Poi va bene, partita oggi pomeriggio, ricordiamo solamente che il Tamè gioca contro il Montebelluna e che il Cordenons non lo vedo. Gioca all'Alto Vicentino. Con l'Alto Vicentino e quindi teoricamente è una partita che dovrebbe, per quanto riguarda il Cordenons, visto che l'Alto Vicentino oramai ha mollato... Attenzione perché l'Udinese è in avanti, c'è una buona occasione in questo... Palla in centro chiedo scusa al fonico perché ho urlato sul microfono. Strano, non lo fai mai. Non lo fa mai, è la prima volta che succede. Va bene, vediamo subito la classifica della Serie D, Lucia, così facciamo capire il motivo per cui la Triestina, vedete, la Triestina sarebbe andata a 69 punti vincendo ieri in casa e non pareggiando, quindi a 6 punti dal Mestre a 4 partite dalla fine, che non è mai facile recuperare 6 punti, ma però meglio 6 che 8, esatto. No? Igor? Sì, per quelli che capiscono di calcio, guarda. È più facile, no? Tranquillo, ti dico sempre di sì. Ecco, benissimo. Allora, facciamo allora il gioco delle città con te dopo. Sì, quello che vuoi. Abbiamo una nuova squadra in Serie D, vedi? Sì. Il Leggago, che ha 33 punti. Dov'è? Il famoso Leggago. Saluto la redazione di Pordenone. Sì, è un invito alla lettura. Legga a go. E oggi va a genio, visto che abbiamo due ospiti importanti. Vediamo la classifica anche della Serie A adesso, per quanto riguarda ovviamente ha senso guardarla, la Juventus oramai, ciao, grazie, arrivederci, si gioca per forse neanche più per il secondo posto, forse neanche per il terzo. Beh, dipende dalla partita di stasera, voglio dire, perché se la Lazio vince col Napoli il terzo posto è in bilico. Tu dici? Sì. E vabbè, secondo me la Lazio può giocarsela. Vedremo cosa succede. Per quanto riguarda la retrocessione è difficilissimo capire chi andrà giù. Quello era fallo. No, stavo dicendo per le ultime 3 è difficilissimo capire chi va in Serie B. Ah sì. È difficilissimo. No, nel senso, è difficile capire chi resta ultimo, chi penultimo, chi per terzultimo. Esatto. Quelle 3 lì rimangono. Senza offesa. Vediamo anche dopo l'infrasettimanale di Lega Pro, il turno infrasettimanale, vediamo il Pordenone come messo. Purtroppo anche qua si è persa una buona occasione in casa. Classifica della Lega Pro, grazie regia. Ovviamente classifica della Lega Pro, grazie se riuscite a mandarcela. Arriva. Vediamo il Venezia che oramai veleggia, vedete, a 74 punti, a 8 punti dal Parma, che vincendo col Padova l'ha oramai staccato e quindi sarà il Pordenone più che altro ha perso l'occasione per cercare di evitare un turno in play-off. Comunque c'è decisivo, tra 2 settimane c'è lo scontro diretto Padova-Pordenone, o meglio Pordenone-Padova, e lì se la giocano alla stragrande in questo derby veneto-friulano molto sentito. Ricordiamo che l'andata al Pordenone si impose a Padova per 4-3. Bene, esatto. Di calcio direi che adesso possiamo anche smetterla. No, ci sono sempre io, ve lo ricordo. Ci sei sempre tu. No, adesso invece ricordiamo perché non si gioca all'eccellenza, perché è in corso il torneo delle regioni, lo giocano in Trentino. Bravo. Questa mattina un risultato positivo e uno negativo per le rappresentanze del Friuli Venezia Giulia. Perché? Perché il Friuli Venezia Giulia questa mattina con i giovanissimi hanno perso contro il Veneto 2-1. Ma invece poco più tardi gli allievi hanno vinto 6-1 contro il Veneto, esatto. Per quanto riguarda appunto questo torneo delle regioni che si gioca qui praticamente a Udine. Udine si gioca? Sì, a Udine. Bene, per quanto riguarda invece... Insomma, ieri giocavano sul campo in sintetico lì dell'allenamento proprio dello stadio del Friuli. Per quanto riguarda il pomeriggio, un'altra partita è impegnata la rappresentativa juniores del Friuli Venezia Giulia, ovviamente vi daremo in tempo reale gli aggiornamenti anche di questo. Bene, dunque. È casa tua. Come, scusa? Fai tu, è casa tua. Allora, cominciamo a parlare di cultura, Omar. Cioè, parli di cultura e nomini me? Ok. Assumiti le tue responsabilità, va bene. Allora, raccontaci di questa esperienza, di questo libro, come sta andando, che riscontro stai avendo?
A parte i soliti parenti, i libri che regali, Io? quant'altro. Ah no, allora se tolgo quelli basta. Ah, basta, se togli Finisce lì. quelli. Ma quindi solo io in sostanza, che oggi te l'ho L'hai comprato. scoperto adesso. sì. Cacchio, mi ha I miei fregato. parenti e lui. Ecco. Poi i miei Beh, anche perché lo vendi a buon conosciuti. prezzo. Prima ho visto che sei stato il passaggio di mano di 800 euro, gli hai fatto lo sconto da 1800. Sì, cosa vuoi un amico? sì, Ecco. dai. Poi Infatti però lo hai ringrazio. detto non ho il resto, facciamo un'altra volta quando ti sei iscritto. No, mi ha dato 1000. Ti ha dato 1000 boh, e via avanti. No, poi io ricordo che non è per fare il figo, però è un dato di fatto, do in beneficenza. Sì, e questo è E vero. infatti molte persone, come Carlo, poi mi danno di più del prezzo di copertina perché tanto... Certo. Vanno in Raccontaci, beneficenza, quindi. raccontaci di questo libro, cosa tratti, illustracelo un po'. Vabbè, allora come molti sapete io scrivo, ma scrivo poesie, questo è un terzo libro ed è un terzo libro di poesie e bravo. aforismi. Dimmi, dai. No, parliamone. Lui ride. Non lo so, fammi tu delle domande specifiche. Intanto dai. vuoi dare il titolo del libro? Allora ma io non ero preparato per questa cosa, non me l'aspettavo. Qual è la camera? Questa, eccola qua, è dipinto su tela d'aria. Zooma bene. Zooma di là, zooma da Marco. di là adesso? Zooma Ok. da Marco. Ok, bene. Eccola. No, aspetta. Timothy! Ah, scusa. Dipinto su Tela tela d'aria. d'aria. E già da qui si capiscono i problemi mentali fin infantili di Omar Battiston. No, io sono ancora un infante. Ecco, sì. Se mi alzo in piedi si vede poi, eccetera. Ecco. No, ma quindi raccontaci di cosa trattano le poesie all'interno Vabbè, di allora, questo le libro. poesie mie non hanno un argomento principale. Io passo dallo sport, ne ho più di qualcuna sullo sport, all'umorismo, ne ho fatta anche una in dialetto perché me l'avevano chiesta. No, veramente c'è di tutto. Credo che quasi si potrebbe lanciare un argomento a piacere, io vado a trovarlo in un libro, insomma. Non fatelo. Grazie. Ecco. Potremmo invece Beh, potremmo fare metterti in crisi, Era una che non battuta. succede mai quando viene a trovarci. mandateci no? un messaggio sul numero che fa impressione e Ecco. diteci su quale argomento volete una poesia di Omar Battiston. Ecco, Allora, visto invito che- i miei parenti che le conoscono. Visto che Omar è anche un esperto di calcio, ha il solito difetto, E no? siamo due. Al Siamo sol- Non è un Minchiato. difetto. Ha il solito difetto che è bianco-nero, ma quello sbagliato, quello taroccato, quello imitato. Non è un difetto. Vabbè. Allora, vediamo il gioco all'1x2 di questo pomeriggio, visto che c'è anche Gigi qua con noi. Io del vorrei Pascià, ricordarti che hai vinto 6 bottiglie che mi Che sono io bevuto io ed erano buonissime. Allora, ecco le partite di questo pomeriggio. No, aspetta che vediamo le partite, non sto a mettere subito le bocce, no? Allora, queste sono le partite con le rispettive quote. Vedete che il Genoa a Udine non è data molto benissimo, no? Perché è data a 4,25. E invece è molto equilibrata per quanto riguarda la serie di Tamai Montebelluna che si sta giocando in contemporanea in questo momento. E mi sembra in Serie D è tutto 0-0 ancora, no Carlo? O no? Sì, è tutto 0-0, almeno per quanto riguarda il primo sistema informatico che ho. Adesso guardo il secondo. Benissimo, perché oramai qua la tecnologia viaggia che è un piacere. Quindi, caro il mio Omar, Udinese-Genoa come va a finire? Al momento è 0-0. 1. E Tamai Montebelluna? X. Ah, X, quindi la quota più alta secondo te, no? X. 3-10. Non voglio si vincere vince, si facile. vince. io. Già sono 3-10. juventino, vinco facile. Almeno Senti qua no. Gigi, secondo te queste due partite, so che non c'è la tua squadra del cuore, ma Cuore, ma direi sì, 1 la prima e la seconda direi 2 io. addirittura che Montebelluna va a vincere a Tamai. E quindi Quelli di tornerebbe a Tamai mettere- andranno se volete picchiare Gigi potete andare questa sera al bar Pascià e ad Alzano. Esatto, lo trovate lì a partire dalle 18, Dalle 18 a alle tutti gli 20, amici, anche perché, almeno avete che gli orari. anche perché, Potete lapidarlo con del ghiaccio. anche perché Tamai Bruniere, scusami, Tamai Azzano si va anche in bicicletta, sono anche beh. vicino, potrebbero anche venire a darti una bella, Aspetta, dove vai? una bella passata, no? Dove vai? Fermo. No, no. Anche Igor? lui. Ma Igor dopo, dopo? Igor raccoglie tutti i dati E poi dà le e informazioni. poi dà Fa la il media finale. e si esporrà. Metti che Attenzione l'Udinese Che c'è? al limite Cosa dell'area. c'è? Cosa c'è l'Udinese? C'è una buona occasione, Beh, tiro no. e c'è il gol! Gol dell'Udinese. Gol dell'Udinese. E giuro che non lo sapevo. È sempre lui, Yankto, è sempre lui che segna da fuori, incredibile questo E ragazzo. giuro che non lo sapevo perché È non della l'avevo Repubblica guardato. Ceca, è già nazionale, deve essere il quinto gol se non mi sbaglio, il quarto, adesso non mi ricordo. Ma lui fa sempre questi gol. Ah no, i De Paul, scusatemi, sono uguali loro due. E fermi tutti perché l'Inter sta perdendo 1-0 col Crotone. È una squadra che dà soddisfazioni. l'Inter, L'importante è che non perda il Milan, Carlo, va tutto bene. Guardate, bellissimo il gol di De Hai Paul. fatto outing, Mirko. Da fuori area, un bellissimo gol di esterno destro. Sì. Vediamo adesso la riproposizione.
Guardo la porta, esterno destro a giro, Gran veramente un gol, bel gran gol. gol. Sì, Il gran- portiere del Genoa era sul palo, ma gli ha girato la palla intorno. Quindi l'Udinese va in vantaggio 1-0 sul Sì, Genoa. sono cambiati tutti i risultati in Serie A. Allora, Udinese Genoa 1-0, Crotone Inter 1-0, Milan Palermo 1-0, Bologna Roma 0-0, Cagliari Torino 1-0. Bene. Serie D, Nuie. Bene. Allora, torniamo a vedere le partite, visto che c'è Udinese. Beh, adesso è facile dire Udinese, ma a parte che la partita è lunga. Udinese-Genoa. No, allora io ti metto pareggio. Ecco, tu metti il 3,65. Allora, se volete picchiarlo lo trovate al centro commerciale Meduna. Esatto, o se no lo trovate all'Aprile a Monaco mercoledì sera, Infatti. che almeno nel buio della piazza lo potete caricare Non di ci botte. vede nessuno. Esatto. No, perché noi abbiamo sempre guffato quando c'era la Champions È vero. League, perché trasmettevamo proprio in contemporanea con le partite, quindi avevamo due video. Abbiamo sempre portato fortuna alla Juventus, ahimè, Sì, vabbè. però noi più di dare il risultato, ecco, eravamo molto limitati. Boh, poi Quindi- Tamai Montebelluna, Betty. Boh, dai, mettiamo 1. Allora, c'è il momento, dalla regia mi fanno segni, mi arrivano anche WhatsApp che c'è da fare la pubblicità, vero? Ormai è già ora della birra? No, perché siamo a una certa distanza. Allora, aspetta, mi è arrivata anche una foto, è bello perché mi arrivano le foto. 2-0 del Milan. Oh, vedi, Pasalic. vedi Sonia? Sei tranquillo. È bello perché ci arriva una foto della Giorgia dallo stadio Friuli con la maglia dell'Udinese, è bellissimo, grazie bellissima la Giorgia. Giorgina. Ma tanto non ci sta guardando, ovviamente è allo stadio. Allora, c'è la pubblicità. E quindi chi lo vuole dire? No. Secondo te cosa si può fare in un centro commerciale durante 4 minutini di pubblicità? Si può andare, in un centro commerciale solitamente si va a fare la spesa, ma... In 4 minuti no, batteresti in un record 4 minuti mondiale, no. eh? Meglio di Bip Bip. Ti ricordi Bip Bip? Sì, il personaggio... Lo struzzo? Sì, Quello che correva. No, adesso non mi ricordo il cartone, però sì. Che c'era Willy il Coyote. Willy il Coyote, ecco lui. Uno noi. sfigato, quasi quanto me. Ci ha provato sempre, non l'ha mai beccato. Ma dai! Pensa a Willy che non ha mai beccato un uccello. Pensa che roba, Quindi In 4 minuti qua... ci è arrivata adesso, GP, Mara. in 4 minuti una donna con una carta di credito va di fronte, in 30 secondi arriva qua con 4 borse. Credimi. No, volevo far notare a casa che dopo almeno 40 secondi della mia battuta Mara ci è arrivata. No, ma lo sapevo io, lo dovevano dire loro. Della carta di credito? No. Ah. Vabbè, dai che dopo abbiamo anche il gruppo, forza. Allora vediamo cosa riesce a fare Giulia in 4 minuti. Quando rientriamo dalla pubblicità ci racconterai cosa hai fatto in questi 4 bene. minuti. Pubblicità. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Qualsiasi necessità per la vostra abitazione, la vostra azienda, il vostro giardino. Impresa edile Vazzoler Narciso, unica con il servizio pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Interventi chiavi in mano. Pensiamo a tutto noi con sopralluogo e preventivi gratuiti. Qualsiasi intervento edile. La passione che ci contraddistingue a partire dall'impresa paterna. Impresa edile Vazzoler Narciso. Garanzia di ottimi risultati. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Riposare bene è alla base della tua salute. Al centro specifico del sonno, tutti i migliori prodotti Dorelan a prezzi competitivi, i migliori della regione. Letti, materassi, reti, guanciali, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità.
È arrivata la Pasqua al Molino 66. Stiamo già producendo dal lievito madre i dolci tipici di questa festa, con tutti i sapori della qualità. Molino 66. Dal lievito madre sforniamo per voi ogni giorno il pane. Ottimi dolci. Nelle 2 sedi di via Pordenone e via Amalteo potrete trovare la qualità e la freschezza dei prodotti selezionati per voi. Molino 66. Anche la pizza con le nostre ricette. Dalle 6 di ogni giorno fate un salto in Molino. Molino 66. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. 10 anni, ora più di allora, LC Promotion. Ideazione e realizzazione grafica al servizio della vostra azienda. Stampa digitale dal biglietto da visita al grande formato, su qualsiasi materiale. Personalizzazione vetrine, automezzi, furgoni. Car wrapping, interior wrapping, distribuzione volantini porta a porta. LC Promotion, sempre a fianco della vostra azienda. La Pasqua è vicina, non perdere tempo a cucinare. A quello ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio, un trionfo di antipasti, primi e secondi, di pesce o di carne. E poi contorni, squisiti. Il tradizionale pranzo di Pasqua con la solita ottima qualità firmata al Buon Gustaio. Vieni a prendere il menù o visita il nostro sito o la pagina Facebook. Al Buon Gustaio. A Pasqua, a cucinare, ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio. Più buono di così. E bentornati all'altra domenica. Abbiamo Albano, chi sei? JR? Chi sei? Gippi? Sono dai miei amici della Paprika Rabaltation, come ho detto ieri nella mia diretta. Bello Rabaltation, eh? Ma poi, ascolta, questo termine è perché quando finiscono i concerti voi siete leggermente un po' così? Ma sì, per rabaltare un po' tutto. Ma dove, adesso io vi chiedo perché è vero, dove avete, io è una vita che cerco questi cappelli, dove cacchio li avete trovati? Abbiamo marocchini molto riforniti in Montella. No, perché io pensavo, no? Siccome sono raggio di sole, che uno per averli deve comprare qualche quintalata di mangime per animali, no? Il raggio di sole viene sentito suonare quando facciamo la festa dell'uomo. La festa dell'uomo? Festa dell'uomo il 1° di agosto. A dove? A Ponzano? Ponzano Veneto. A Ponzano Veneto. E mi dicevano che voi siete una band molto tranquilla, no? Cioè fate, a parte a livello musicale, anche come show siete molto moderati, molto lisci, no? Partiamo moderati adesso. Partite moderati. Stanno facendo di alzare un po' il tono. Allora, il primo brano che ci eseguite sarà? Il primo brano è una canzone d'amore del maestro Vinicio Capossela ed è Che cos'è l'amore. Ah, ecco perché partite moderati. Si parte piano e poi arriviamo con un tono molto più alto. Ma voi credete all'amore? Sì. Non è un buon periodo. Prego ragazzi. Siamo un gruppo d'esempio. Che cos'è l'amore? Che rivolve, che sferza solamente sulla ghiaia del viale del tramonto, alla macchina girata e poi sul suo calzino poi resta giù, è andata all'ombra della pianessa Susi. E che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta e alla guardarobiera nera il suo romanzo rosa.
macchina senza posa, hai sentito arrivare il peruviano al dondolante che china a campo all'ustro nella settima e hai permette signorina, sono re della cantina, volteggio tutto crocco sotto ai lumi dell'arco di San Rocco. Sono monarca e sono boemia, se questa è la miseria ci tuffo con dignità. Che cos'è l'amore? È un sasso di una scarpa che pungia verso lento tipo un nero con l'amazzone straniera, stringere per finta una strana cavaliera e ritrovo ogni sera andato all'ombra dell'abbione senza sotto. E che cos'è l'amore? È la ramona che va in campo, è come una guaiassa corpo grosso che muove nella squassa, ai tagli alti e culo bassi, la panza nuda e si divena, scuoti la testa invasata col consenso dell'amica sua finale. E hai permette signorina, sono re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca, sono boemia, se questa è la miseria ci tuffo con dignità. Che cos'è l'amore? È quello che rimane a sbattirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche strada da marino mi permetto di salvare il suo destino nella rulla ghiacciata degli immigrati persi della banda Sanssouci. E hai permette signorina, sono re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca, sono boemia, se questa è la miseria ci tuffo con dignità. Volteggio tutto troppo sotto ai lumi nell'arco di San Rocco. Sono monarca, sono boemia, se questa è la miseria ci tuffo con dignità. Che cos'è l'amore? È un grande traditore. Che cos'è l'amore? È un grande traditore. Che cos'è l'amore? È un grande traditore. Che cos'è l'amore? Un tosse l'amore. Grazie. Secondo te? 2-0 dell'Udinese. Sì, intanto è vero, scusate. 2-0 dell'Udinese col gol del Panteron, ovvero sì, di Zapata. Secondo te cosa ha fatto lei nei 4 minuti della pubblicità? Sai che avevamo... Sì. Sei andata in bagno con Paolo? No, sono andata in bagno, ma no. Con chi? No, scusa, No. con lei. Con Asia? Sì. E cosa avete fatto? Ci siamo cambiate la maglia. Ah, ecco, bene. Beh, scusa, invitarci? Ma no! Come no? Invitarci Ma no. anche a noi che vi davamo una mano. Vi vedevo occupati qua. No, io no. Che gentile. Che gentile. Allora... Aspetta, perché c'è un sacco di soldati cambiati in Serie A. ricordiamo l'Udinese raddoppia con gol di Zapata, dormita un po' del portiere del Genoa, ma va bene così, ovviamente. Ricordo il 2-0 del Crotone sull'Inter. Che soddisfazioni questa squadra, eh? Ricordo il 2-0 del Milan sul Palermo. Ricordo l'1-0 della Roma sul Bologna. 2-0 della Roma sul Bologna. 1-0. 1-0. E il Cagliari-Torino 1-1. In Serie D tutto E ha cazzo. segnato Boriello e quindi ahimè per il buon Bobovieri sì. tocca spendere perché i 15 gol li ha passati. Li ha già fatti, no? Siamo già a 18. Invece in Serie D non sta succedendo una beata
Niente, quindi tutto sullo 0-0, ricordiamo che anche ma giocano alle 15, sì, alle 15. Sì, sta giocando a 0-0. Tutto 0-0, incredibile. Che guardo Dimash, no, Dimash è 0-0. Dimash è 0-0. Allora, perché no? Tu adesso devi spiegarmi perché continua, cioè, no, perché voi ovviamente lo fate questo perché tu hai avuto l'esperienza dell'Isola dei Famosi e va bene, è divertente ascoltarvi in radio, ma soprattutto è divertente venire a vedere quando fate queste dirette, no? Ma perché continuano a fare l'Isola dei Famosi? Perché continuano a farlo? Sì. Devi chiederglielo alla Cenci. Chi è Cenci? Cenci è regista dell'Isola. Ah, pensavo l'ex giocatore del Torino. No? A Roberto Cenci dell'Isola dei Famosi, che poi tra l'altro ti posso dire che, vabbè, come dici tu, noi l'abbiamo iniziata l'anno scorso per gioco, sì. non siamo né professionisti né quant'altro, ognuno di noi fa tutt'altro mestiere, tu lo sai benissimo, sì. Però così siamo trovati, abbiamo detto la rifacciamo anche quest'anno. Devo dire che loro sono ex novi, per cui non avevano nessuna competenza in radio, ma si sono rivelati veramente dei professionisti dopo 4 minuti, quindi veramente devo fare facciamo un applauso ai ragazzi un complimento perché da un momento all'altro essere catapultati, sì. Perché non è solo tra l'altro in radio, è in radio dal vivo che è tutta un'altra fiaba. Abbiamo avuto dei problemi non indifferenti perché l'abbiamo fatti in diversi locali. Sei tu che è il più grosso Io sono problema, il grosso problema, ovviamente. Specialmente con l'ultimo spot che abbiamo registrato per la finalissima del 12 siamo stati 1 ora e mezza. No, 2 ore e mezza. No, ma eravamo stanchi. Peggio di me, non ci posso Eravamo credere. stanchi. No, ma infatti noi diciamo è sempre buona la prima, no? Ci viene tutta bene, ma poi vabbè abbiamo la stanchezza. Però devo dire insomma che questa cosa della radio è stata seguita parecchio da personaggi dello spettacolo, da Giuca Scasella, ci ha telefonato lui, ci ha telefonato Aldo Buzzanca, Valeria Marini. Giuca quando me l'ha detto lui l'ho chiamato, quindi eravamo Giuca Scasella. Vi interrompo perché il Tamai sta perdendo 1-0. Esatto. Beh, le mie previsioni sono giuste. Porta Gli ho detto una che sfiga lui, che ha detto che vince Montebelluna, tu porti una sfiga. Vince Montebelluna. Per cui è stata guardata veramente da tanto, da Valeria. Eri tu che hai detto. Allora, scusami un attimo. Prego. Gli amici di Tamai, ricordiamo, è qua fino alle 17 al Gran Fiume Grand Shopping. Se volete. E poi dalle 18 lo trovate a Pascia di Azzano per colcarlo di botte. Avete capito? Venite a festeggiare. Torniamo qua. E niente, volevo dire che comunque il pregio, insomma il plauso è che è stata seguita da personaggi tipo Valeria Marini, dall'attore regista del remake di Gomorra, scusatemi, per cui grossi personaggi, da Francesco Merola, cioè abbiamo avuto veramente un... Merolone, è ancora vivo? Il figlio, no, Mario non c'è più. Per no. cui abbiamo spaziato. Quel Merola là era il Merolone, no? No, sono due Meroli. Perché a me piace il Merolone, no? No, qua parliamo Merola Napoli. Quindi abbiamo spaziato, cioè, ci piace l'idea insomma di riuscire ad arrivare non solo nelle case degli italiani, ma addirittura dall'America. Sì, beh, chiaro, con la web radio vai dappertutto come noi con lo streaming. Betty, mi dai un attimo il microfono perché siccome ci sono le persone che intraprendono, no, il percorso della moda, modelli e quant'altro. A te Andrea piacerebbe partecipare all'Isola dei Famosi? Certo che sì. Guarda di là. Certo che sì. Ecco, ma secondo te qual è una dote principale per partecipare a sto bellissimo programma? Sopravvivenza. La tartaruga, no, hai sbagliato, la tartaruga. La tartaruga. Ma serve anche il merolone lì o no? Il merolone non lo usi perché se non mangi non funziona il merolone. Mara, dammi una mano. Non so se parliamo dello stesso merolone mio. Ma infatti lui lo vedo più da Grande Fratello che da... Lui è più da Grande Fratello. Altra trasmissione di altissima cultura. Si mangia di Però più. lì si mangia e quindi il merolone si usa. Quindi io ci andrei. Ma lì poi c'è il problema, no? Quando nottetempo fanno certe cose, no? È un casino perché ci sono le telecamere, quelle a raggi infrarossi che vedono tutto e quindi è veramente un problema praticare, no? Perché tra le balle, lenzuola, coperte... La praticano 3-0 del Milan. C'è una stanza, quella del VC, che non ha telecamere. Ah, tu sai, tu guardi, quindi hai capito Andrea, se vai a Grande Fratello tutto in cesso. Ecco, E 2-1 del Torino sul Cagliari con gol di Belotti. Hai mai fatto qualche casting per andare in questi programmi? No, mai. No. Mi è piaciuto. Pensi che li farai?
Potrebbe essere, sì. Che poi si può dire casting Mara staora? Sì. No, lo so. Guarda, Sì, le parole di solito noi nel nostro programma siamo tutto tranne casting, però vabbè. Beh, tu in particolare. Io in particolare. Vabbè. Allora, questa sera c'è una bellissima serata, visto che seguiamo il calcio, ma sapete che siamo anche molto vicini al mondo dello spettacolo, soprattutto Carlo. Seguiamo il calcio. Io seguo il calcio, voi fate altro. No, adesso mettiamo le cose in chiaro. Carletto è l'uomo del calcio. Esatto. Diciamo. Allora, oggi è una domenica particolare perché ci sono un sacco, come dicevo ieri sulla diretta che vado su Facebook, ci sono un sacco di occasioni stasera per divertirsi, cosa che normalmente di domenica non ci sono, no? Normalmente il venerdì e il sabato che c'è un sacco di cose da vedere. Invece questa sera ci sono un sacco di cose. Partiamo da quella che io ritengo la più... Il clou, dai. Sì, la più grossa, no? Perché non capita ogni giorno che... L'evento, quello... Sì, non capita ogni giorno che un chitarrista del Calipro, il famoso Calipro, con la P di Porcello, di Jeff Barnes. Proprio Porcello. No. Steph. Aspetta, ma allora... Vabbè, ma è la S la GJ. perché c'è... Allora, aspetta, c'è Steph Barnes, o tanti dicono Steve Barnes. No, è Steph. Okay. È un chitarrista californiano, statunitense. Esatto, importantissimo. Ha suonato fino all'anno scorso nel tour con Vasco Rossi, e li ha fatti tutti dal 2008 al 2015, pensate, quindi tanta roba, c'è poco da fare. È sugli ultimi 4 album. Da chi se ne frega, è un chitarrista, no, ma è vero, non fa il grande ci arrivavo fratello. anch'io. Chi se ne frega che la Corvaglia la Ci stava arrivando la Mara. Ma tu devi capire che lui dovete smetterla, questo è un artista. Ma tu devi capire che lui vive di gossip. Ma è il discorso di gossip. Con me che questo ha una carriera strepitosa. Parliamo di uno dei più grandi chitarristi che La sono... gente se lo ricorda perché la Corvaglia Tu te lo ricordi? Tu che sei una ignorante. Ti ricordi? Diciamo che era la liga sei d'accordo con per i me? maschietti, dai. È vero, se lo ricordano perché è stato insieme alla Velina e Corvaglia. La Corvaglia. Ma io ho anche avuto una figlia, Mirko. Sposato e c'è anche una figlia, se vogliamo dirla tutta. Cosa? Hai scoperto ieri? Con la... Corvaglia. Vedi Carlo, male. Jacopo, non c'è più religione, Jacopo. Io non ho parole, guarda. E allora... Si vede che non leggi i giornali di gossip. Ma va? Allora, come dicevo... E non ascolti Betty col cuore. Ha suonato per un sacco di anni con Vasco. E non solo. No, rido perché guardavo Marco. Ah, che poi fra parentesi hai fatto il video della sua carriera, che è fantastico, che l'hai fatto tu. Una parte, perché, io ho preso le parti principali nel servizio che è andato in onda ieri sera, no, l'altro ieri sera nel telegiornale del mio comandante in capo, come si fa a chiamare ovviamente, Vasco Rossi, e nel mio caso è Gigi Di Meo. A partire dalle 20 questa sera al Pascià di Via Galilea Pordenone nel suo Italian Job Tour, quindi uno spettacolo veramente bello, ha toccato un sacco di città importanti, eccetera. 2-0 della Roma, Salà. Chi? 2-0 della Roma. Ma io sto parlando di una roba importante, tu mi blocchi per dire che Salà ha segnato il 2-0. Ovvio. Vabbè, se no non saresti Carlo Luna. L'uomo del calcio, giustamente. Quindi questo appuntamento a partire dalle 20, io voglio ricordarvi che prima parlavamo con Gigi, sembra che sia veramente già una grossa partecipazione a questo concerto questa sera. Sembra molto bene. Sembra molto bene, quindi vi ricordo a partire dalle 20, se volete gustarvi questo concerto, arrivate un po' prima in Via Galilea al Pascià. E allora vediamo il servizio che la redazione di Pordenone giustamente ha realizzato, e adesso vedrete le immagini dell'ex marito della Corvaglia, vedrete in che stadi, no, guarda in che stadi e con chi ha suonato. Prego Lucia. La grande musica ancora protagonista a Pordenone. Domenica 9 aprile, a partire dalle 20, arriva in città uno dei più grandi chitarristi, Steph Barnes. Presso il Pascià di Via Galilea a Pordenone, il chitarrista statunitense si esibirà accompagnato dalla sua band in un concerto che sicuramente farà vibrare gli amanti del rock e non solo. Steph Barnes, molto conosciuto per aver suonato per anni con il mitico Vasco Rossi, in realtà è un chitarrista poliedrico. Comincia la sua carriera già a 9 anni formando la sua prima band, con cui eseguiva cover di Allman Brothers Band, Montrose, Led Zeppelin, Deep Purple, Marshall Tucker Band e altre band anni 70. Il 2008 è un anno molto positivo dal punto di vista lavorativo. A febbraio e marzo in Italia, con il tour promozionale del disco World Universe Infinity, prende anche parte al tour Vasco.08 di Vasco Rossi a giugno. Successivamente suonerà anche con Hugh Lewis and the News ad agosto. A settembre ripartirà il tour del suo gruppo e contemporaneamente
sicuramente quello di Vasco Rossi, che chiamato Tour Europe Indoor lo porterà in giro nei palazzetti di tutta Italia e di alcune capitali europee. A dicembre 2008, finalmente libero di impegni, gira con la Steph Barnes Group in un mini tour denominato The DVD Experience Tour, voluto dal chitarrista per pubblicizzare il DVD live registrato nel tour di marzo 2008 ed intitolato Steve Barnes Group in Concert World Universe Infinity Live per la Ultra Tempo Music. Secondo lo standard degli ultimi anni, nel 2011 Steph Barnes è sul palco del Livecom 011 di Vasco Rossi e negli Stati Uniti per il tour estivo di Huey Lewis and the News, ancora con Vasco Rossi nel memorabile Livecom 2015. The Italian Job Tour è lo spettacolo che Steph Barnes proporrà domenica 9 aprile a partire dalle 20 presso il Pascià di via Galilei a Pordenone. Quindi eccolo qua, l'appuntamento immancabile questa sera per gli amanti non solo della musica rock, ma com'è che si chiama? Steph Barnes. Beh, forse dai, mi entra. Ecco, altro che il marito della Corvaglia. Questo ha suonato con Huey Lewis con Vasco Rossi, il marito della Corvaglia, ragazzi. Cosa c'è? No, dico, non è che si vedeva molto, c'aveva davanti le tendine. Cioè, Vabbè, mica sono tutti come me. Allora, non è che volevo per vedere scoprire la faccia di Steve Barr, andate a vederlo stasera. Sempre che non abbia le tendine anche stasera, glieli no? spostiamo, sempre che problema c'è? Non vinca il Tamai. Sì. Infatti, esatto. Cioè, infatti, per i No, tifosi, perché non vorrei doverti separare poi io del Tamai, invece del Tamai, cioè, ribadiamo il concetto. Lo trovate qua fino alle 17, dalle 18 potete andare a corcarlo ad Azzano Decimo, ok. Con Radio Fantasy. Con Radio Fantasy, salutiamo anche gli amici ovviamente di Radio Fantasy. Perché invece Igor da Milano lavora a Radio.0, fa delle cose con Radio.0. Faccio la concorrenza, no? No, ma non è come siamo tutti amici, ma scherzi. Siamo tutti grandi amici. Allora, sì. com'è a Radio.0, Igor? No, bene, io il programma lo faccio mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, che si chiama Diretta da Milano, faccio questo gioco di cognome. Che è in un realtà po'... sei a Trieste. In realtà sono a Trieste, è diretta da però la Milano. sigla sembra che faccio da Milano, in realtà sono a Trieste, me lo dico sempre, poi la gente dice ma sei a Milano? No, sono da Trieste, però il mio cognome è da Milano, quindi vado avanti così e la mia puntata dura 2 ore solo di questo. No, sto scherzando, faccio a 360, quindi parliamo un po' di tutto, dalla cucina fino ad arrivare, adesso avrò l'ospite, una bodybuilder, che è una mezza bodybuilder, veramente. Mezza bodybuilder? Sì, perché lei non è di quelle enormi, quindi cioè non sono quelle enormi, bikini, bravo, bikini contest, hai già capito, caro. sai che lui studia però, si è capito che lui studia. No, quando si parla di bikini e altre cose è afferrato, sul resto uno dice Bars, l'altro dice Bars che sembrava una bara, una cosa, cioè fatemi capire, evviva l'italiano ogni volta qui che ribbio. Bravo, esatto. No, comunque vabbè, dopo questa insomma poi facciamo le uscite come tutte le radio, cerchiamo di fare così un collegamento quando ci sono delle cose, non so, tipo adesso eravamo qui alla fiera a Pordenone, ci sono degli sposi che è quella del giardino e tante cose, insomma, poi le vari concerti che vengono fatti in Friulenza Giulia. Bene, sono finiti i primi tempi, allora una volta tanto che tu devi intervenire te ne stai zitto. Gli ho rubato il microfono, colpa mia. Hai fatto bene. Cioè, finiscono i primi tempi. L'unica volta che in realtà non sono ancora di poter intervenire. In realtà non sono ancora finiti. Come non sono ancora? Guarda là. Vabbè, quello dell'Udinese è terminato 2-0 per il momento dell'Udinese sul Genoa con gol di De Paul e Zapata. Per quanto riguarda gli altri stiamo ancora giocando. Terminato il Milan 3-0 sul Palermo. Gli altri stanno ancora giocando, quindi Crotone 2, Inter 0. Addirittura? Sì, Bologna 0, Roma 2 e Cagliari 1, Torino 2. Sì, no, dicevo, l'Inter, mi hanno distratto la luce dalla regia, l'Inter dà soddisfazione ai suoi tifosi e andare a perdere 2-0 col Crotone è tanta roba. Guarda che bisogna mettersi d'impegno per perdere 2-0 c'è qualche interista? C'è qualche interista? Guardiamo dietro. È sempre difficile trovare interisti. Valentina forse è interista. Cosa sei tu? In realtà non tengo a nessuna squadra particolare, però l'Udinese quella... Sì. Senti, a proposito, come siamo col dentista? Tutto a posto? Sì, Bon. adesso a posto. A posto. Perché ricordiamo che lei ha passato il suo San Valentino quest'anno col dentista. Cioè, non nel senso che pensate tutti, ma a farsi curare Che ne sai tu? Ma dai! Cioè, lei ha scelto un dentista perché ha già capito alla sua giovane età come funziona il mondo. Ma no! Perché sono dentisti e idraulici. Le due categorie da sposare, ricordatevi, dentisti e idraulici. Tutti gli altri lasciateli stare, vero? Perché il dentista, perché sono dell'idraulico perché conosce i tubi, fondamentalmente. E quindi avete problemi idraulici a casa, vero? No. No, non hai problemi idraulici? Sì. Ma domanda, quando da te viene l'idraulico,
è come si pensa normalmente? Sì. Cioè? Arriva idraulico. E Sistema i danni. Sistema i danni. Sì. Io invece uso si può dire idraulico liquido questo? Ecco, quando c'è il lavandino otturato uso quello. Vuol dire che da molto tempo non pulisci i tubi. Pensa quando ti entra il muratore in casa. No, ma il muratore non è quella categoria, no? No, ma no, nel senso femminile. Questa leggenda, perché sappiamo, no, Betty, noi che siamo uomini di mondo, no, Igor, quando mi vedono la leggenda pensano metropolitana che sia... dell'idraulico, no? Anche l'elettricista. Però l'idraulico, trattando di tubi, ha più esperienza, no? L'elettricista è più cavi. Carlo è molto bravo, io direi che vada subito sulla categoria delle categorie dei video hot a vedere se l'idraulico è tra le prime categorie. Sì. Tanto lui ce l'ha preferito. Lui ogni sera li guarda. No, lui ce l'ha preferiti. Perché poi... No, vai avanti. Sì, no, non posso dirla, a quest'ora non posso dirla, la diciamo quando faremo le dirette di sera, Carlo, esatto. Quella che pensavo adesso. Dopo mezzanotte. Allora, aspetta che adesso, siccome abbiamo la fortuna di avere 2 ragazze brasiliane, come secondo voi in Brasile, voi guardate la televisione brasiliana, sì? Sì, la guardi tu? No. Che poi c'erano quelle soap opera allucinanti, no? Che ti facevi in vena quando le guardavi. Ma non è vero, sono bellissime, poi è bello perché finiscono. Oh, scusa? Iniziano e finiscono in 2 o 3 mesi. Le brasiliane? Sì. C'è una brasiliana a 3 mesi di scadenza. No, la telenovela. Lo pensavo una brasiliana. Vabbè. Non già, 6 mesi di scadenza. 6 mesi di scadenza? Le brasiliane? Tipo Amor a Vida, più o io me meno. lo sono vista tutte in 3 mesi. Ecco. Se non... Ecco, la più Se non mi triste. ricordo più come... La più bella. Ecco. Comunque c'è una longa durabilità. Una longa? Dura per un bel po'. Una longa durabilità, dura un po'. 3 mesi, 4 mesi. Allora, siccome io non guardo i canali brasiliani, come lanciano la pubblicità in Brasile? Maracaibo. Pubblicità. Che triste. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Qualsiasi necessità per la vostra abitazione, la vostra azienda, il vostro giardino. Impresa edile Vazzoler Narciso, unica con il servizio pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Interventi chiavi in mano. Pensiamo a tutto noi con sopralluogo e preventivi gratuiti. Qualsiasi intervento edile. La passione che ci contraddistingue a partire dall'impresa paterna. Impresa edile Vazzoler Narciso. Garanzia di ottimi risultati. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Riposare bene è alla base della tua salute. Al centro specifico del sonno, tutti i migliori prodotti Dorelan a prezzi competitivi, i migliori della regione. Letti, materassi, reti, guanciali, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. È arrivata la Pasqua al Molino 66. Stiamo già producendo dal lievito madre i dolci tipici di questa festa, con tutti i sapori della qualità. Molino 66. Dal lievito madre sforniamo per voi ogni giorno il pane. Ottimi dolci. Nelle 2 sedi di via Pordenone e via Amalteo potrete trovare la qualità e la freschezza dei prodotti selezionati per voi. Molino 66. Anche la pizza con le nostre ricette. Dalle 6 di ogni giorno fate un salto in Molino. Molino 66.
La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. 10 anni, ora più di allora, LC Promotion. Ideazione e realizzazione grafica al servizio della vostra azienda. Stampa digitale dal biglietto da visita al grande formato, su qualsiasi materiale. Personalizzazione vetrine, automezzi, furgoni. Car wrapping, interior wrapping, distribuzione volantini porta a porta. LC Promotion, sempre a fianco della vostra azienda. La Pasqua è vicina, non perdere tempo a cucinare. A quello ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio, un trionfo di antipasti, primi e secondi, di pesce o di carne. E poi i contorni, squisiti. Il tradizionale pranzo di Pasqua con la solita ottima qualità firmata Al Buon Gustaio. Vieni a prendere il menù o visita il nostro sito o la pagina Facebook Al Buon Gustaio. A Pasqua, a cucinare, ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio, più buono di così. L'altra domenica da me e da chi sei? Chi sei tu? Sei un buffo? Un pagliasso. Posso intervenire seriamente? Sì, seriamente lascia stare. No, seriamente, Serie D. Ci sono due risultati cambiati, quindi quello del Tamai che sta perdendo in casa col Montebelluna 1-0 e il Vigontina che sta vincendo 3-1 col Vigasio. Quindi è un aggiornamento un po' lento, no? Quello perché era. 3-1, vabbè. Senti, Vabbè, sono un po' brasiliano con questo. Dov'è la Vigontina? La Vigontina. Sì, vicino Ina. Ina, sì, okay. È dietro a Vigo. Sono un po' brasiliano con questo cappello. Certo. Molto brasileiro, sì, vero? Sì. Che poi li rubo sempre a loro, vedi? Io vado là, zanzo un cappello. Guarda che bello quello verde. Sì. Dopo mi faccio il verde. Ma sai che cos'hai di brasiliano, Gippi? Sai che cos'hai di brasiliano? Che ti travesti. Tu sei veramente... Dimash, torna stasera a casa tuo marito? No, vado io là. Ah, sei fortunata, perché sai come è finita domenica scorsa, Sì, 2 domeniche fa, no? Quando è tornato tuo marito. Ecco. Infatti. Allora... Stavo notando una bellissima valigia lì davanti al cantante. Bella quella valigia là. Quella è per travestirsi, guarda. Cosa avete in quella valigia lì? Tira fuori tutto, direi che no. Abbiamo tipicamente come Luca di notte. C'è anche da voi la Pontebana? Sì. Sì. Luca, magari te ne sei visto lì. Orologio fulvo. Quarto palo a destra. Bene, allora con la Paprika Rabaltapion Band cosa ci cantate? La valigia sul letto. Che per terra. Se mi lasci non vale. Siamo abituati a chiamare la valigia sul letto, quindi alla fine per noi è la valigia sul letto di Julio Iglesias. Bene, prego. Di Loris Iglesias. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente ho comprato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella, e così su 2 piedi io sarei liquidato, ma vittima sai, un viaggio sbagliato. Se un uomo
5 minuti e non eri più qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro a quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Gli errori ne ho fatti di colpe ne ho, ma quello che conta tra il dire e il fare, saper andar via ma saper tornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso non sto per pagare? Torna pur da tomare, torna pur da tomare, torna pur da tomare, torna pur da tomare. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Torna pur da tomare, torna pur da tomare, torna pur da tomare, torna pur da tomare. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Bravissimi! Allora, un po' di messaggi dagli ascoltatori. Allora, manda fuori Luigi che parla solo lui. Lo stanno aspettando fuori per picchiarlo? Mi sa... No, Sì. Loris, ciao Loris. Ciao Loris. C'è un Loris che ti vuole bene. Penso che sarà il primo che trovi quando arrivi ad Azzano. Lo trovi? Quando vedi uno con una mazza da baseball, quello si chiama Loris. C'era il concorso Porta la giacchetta rossa GP. In che senso? Quella giacchetta rossa lì è partito qui, vorremmo vederti. Dopo mi presti la giacchetta rossa. Non me la presti dopo? La giacchetta, io ti do la mia. Stavamo pensando che ti starebbe molto... ti sarebbe appropriata, diciamo. Il boa non mi piace. A te piace il boa? Sì. A lei piace il boa. Allora il boa lo dai a lei e io mi prendo la giacchetta rossa. Guarda là. Non piace. Vabbè, Lucia, tocca il PC, grazie. Allora, grazie. Poi c'era un altro messaggio riguardo la comare. La mia comare è la più bella di tutte. Però siccome c'è qualche ragazza qua, la comare di chi? La comare sono solo io, il matrimonio dell'anno è sempre quello. Anzi, chi vuol venire? Ricordiamo, ti ricordi la data? Certo, il 16 settembre, sono la comare. Il potere dell'angelo, siete tutti invitati? Voi dite siamo invitati da quelli dell'altra domenica, venite lì e mangiate, bevete a sbafo. Poveri. Sì. Ricordiamo gli amici? Sì, Marco e Monica. Marco e Monica, spero abbiate un bel conto in banca o comunque un direttore di banca molto... No, ma confidiamo in Vazzoler. Esatto. Confidiamo in Vazzoler. Sì, parentesi, facciamo gli auguri a Massimo Vazzoler che oggi è il suo compleanno. Ciao tanti Massimo, auguri. tanti auguri ovviamente. C'era un applauso, facciamo un applauso a Massimo Vazzoler per il suo compleanno. Chissà se gli hanno fatto la torta. Ah, questa è bella. Secondo me no. Battutona. Ricordiamo Massimo Vazzoler, il panifici, le pasticcerie Tomadini Spadotto e la nuova panetteria. Carlo, c'è qualcosa di importante? Che è riniziata la Serie A, c'è il secondo gol per quanto riguarda il Vigasio, quindi Vigontina 3, Vigasio 2. Vigontina 3, Vigasio 2. Che Igor, ovviamente il Vigasio è di... Sì, di vicino qua vicino. Qua vicino. 10 chilometri. Tu esci da qua, prendi per andare in autostrada, giri a destra. Neanche quello, guarda, metto il GPS, metto la città e vado avanti. 3-0 dell'Udinese. Gol dell'Udinese, non ho visto chi. Chi ha segnato? Terò? Terò mi sembra, ma adesso te lo dico subito perché ovviamente... Mandolini non è così entusiasta sulla panchina del Genoa. Ma va?
3-0. 3-0 quando sono passati 3 minuti all'inizio del secondo tempo, partita in ghiaccio, come si suol dire. Partita messa in discesa. 3-0. Non era Terò che ha segnato, però... Ma è Terò? No, non è Terò. Non è Terò. Vediamo chi è. Vediamo se riusciamo a capire chi è. Non capiamo chi è. Grande papera del portiere perché... Ah sì? Direttamente dal cross? Dal calcio d'angolo, Cioè, calcio d'angolo, il portiere gli passa sotto le gambe, incredibile. Però l'avrei presa anche io forse. De Paul, doppietta di De Paul, autogol del portiere. Sì, mettono De Paul, però secondo me è più autogol. È autogol. Dovrebbe essere autogol, però... Sì, no, in effetti ha ragione Omar, perché la palla stava uscendo. Anzi, è un grande gol di tacco del portiere. Grande gol di tacco, esatto, perché ci ne vuole per riuscire a fare un gol di tacco. Salutiamo un amico che ho incontrato in questo momento. È bellissimo. Entusiasmo. Che è dell'Inter. No? Io vorrei dire alla regia che siete molto bravi, anche leggermente bastardi comunque, ma va bene E non mi hanno ancora inquadrato le caviglie. Allora, oggi è poco fetish il nostro regista. Senti, ma Tamai sta ancora perdendo? Sta ancora perdendo. Questo aspetta il Tamai, No, mi sta aspettando più che altro. Sì, purtroppo sta ancora perdendo con il gol, ricordo, di Soncin al 38esimo. Allora, voi sapete che la redazione di Pordenone si diverte a fare delle clip, no? Un po' così random, sulle ragazze che ci vengono a trovare. Sai? Non sapevi? Non dire sì, non ci guardi mai, a quest'ora dormi di solito. Sono informatissimo, sono sempre sì, lì. Sii onesto. No, ma lui guarda quelle dopo. Qua è l'orario di recupero. No, allora, voglio venire in aiuto del mio fratello Gigi, perché lui ci guarda di replica. Lui ci guarda di replica. Lui non ci guarda mai. Diciamocelo che lui non ci guarda mai, perché giusto. Indifferita. Come fa sapere che guarda le repliche? Che le guardiamo insieme. Fratello, sorella. Salutiamo Dimash. Ciao Dimash. Ciao Dimash. Siamo qui, Salutiamo Valentina. Anche Valentina soprattutto. Domani vi posto questo allegro pezzo di trasmissione sia alla Valentina che a Dimash, così siete tutti e due. Perché voi non lo sapete che anche Dimas e Valentina guardano le repliche con me. Assieme, le guardano assieme loro due. Serve qualcun altro? A posto. Per quello facciamo visualizzazioni, perché ci autoguardiamo. Vabbè, allora dicevo che noi facciamo delle clip durante la settimana grazie a Cinzia e a Peter che ci portano queste miss, veramente una più bella e più simpatica dell'altra. Indovina tra chi di voi abbiamo fatto una clip questa settimana? Secondo te? Secondo te? Prima delle 5:30 che poi chiudiamo, sai? Tra quelle che siamo, non ho idea. Non so, per dire, non lo so, dell'Asia? Può essere, sì. Può essere, sarà della lei. Valentina? Sì, sarà lei sicuramente. Magari l'abbiamo fatto della Cinzia a sto colpo. Sarebbe. Forse di Omar, abbiamo fatto la clip su Omar. Sì, il perizoma nuovo, quello leopardato. È bello. Hai quello leopardato, Omar. Bello. Magari di Gigi sta settimana. Sapevamo che veniva Gigi, no? Secondo te, Carlo, di chi abbiamo fatto la clip? Beh, sei andato in un'isola a caso. Come, scusa? In un'isola a caso. Non ho capito. Sei andato in un'isola a caso? No, non sono andato sull'isola, sai che io, a parte andare a Grado e Barbana, non vado su isole. E quindi? Scopriamolo. Scopriamo di chi è la clip. Secondo me di Giulia. Di Giulia, dici? Secondo me c'è una clip su Giulia. Proviamo a vedere? Vediamo. Prova a vedere, Lucia.
applauso a Giulia che è molto fotogenica. E poi non so se avete notato, il suo sport preferito è andare in altalena. No, no, diciamo che Avevi no. 4, 5, 8, 20 foto in altalena. Erano le foto della Cresima quelle. Le foto della Cresima che tu l'hai fatta in altalena. No, vabbè, alcune delle foto. Ah, no, non pensavo tutte. che hai fatto la Cresima in altalena. No. Perché sai che ci sono le cose moderne adesso, no? Anche Ah, in beh. chiesa. Non è più come una volta, no? Che ti danno lo sberlone quando ti cresimavano. No. Non danno più la sberla la Cresima. Ma neanche quando l'ho fatta io mi dava... No, in realtà non è vero, aspetta. Ti dava la sberla al No, il vescovo mi ha dato la sberla. dicendo? Adesso che adesso mi sono svegliato là, in effetti. O ti sei rincoglionito là, una delle due voglio dire, no? Igor ha fatto così, attenzione. Sì, no, ma la profonda amicizia che mi lega te con niente Igor. sberla? A me niente, no. Perché era un vescovo simpatico. Sì, sarà stato Non per era quello. burbero. No. Era un Ma vescovo. dai, ormai Davano sono la Contro sberla. la violenza. Era un vescovo contro la... A te hanno No, io sono caduto a seggiolone da piccolo e poi... Ah, Davide, basta. è stato Hanno capito fino in partenza che... Non serviva lo sberlone. Ecco. 2 risultati al volo, allora Sì. Vigontina 5, Vigasio 2. Per quanto riguarda, vi ricordo che in settimana si è giocata la Coppa Italia tra il Porcia e il Torre, ha vinto il Porcia, e la finale, mentre per quanto riguarda la semifinale di Coppa di Regione, la Purliense sta perdendo in casa con la Glemonese, col Glemone, detta così, con 1-0 per il momento. Per quanto riguarda la Serie D, Nuie. Quello che vi ho appena detto, Vigontina 5, Vigasio 2 e Tamai che sta ancora perdendo 1-0 col Montebelluna. Sottolineo ancora che... E volevo chiedere a Igor... Scusa, ma ci ho preso almeno, cioè, voglio dire, Sì, l'Udinese 1 e di là 2, perfetto. Cioè. a tanto te le bottiglie non le diamo. Attenzione, fallo fuori area. Non è fallo? Non No, è non è fallo. fallo. Tu Vabbè. vedi i falli dove non ci sono. No, c'è Evangelista, che siamo anche in periodo pasquale ed è giusto che giochi Evangelista. Oggi è no? la Domenica delle Palme. proprio. Siamo giusti, no? Esatto. Domenica delle Palme, Del Neri schiera in campo Evangelista. È perfetto. Siamo Del Neri è sempre sul pezzo. Esatto. Sì, Ecco spiegato il 3-0 per quello. Ah, perché c'è Evangelista in campo, ho capito. Io invece volevo chiedere a Igor Sì? dov'è Carini Pievigina. Ma, cioè, allora, o me lo dici prima, se no datemi la mappa, almeno cerco un qualcosa, cioè ogni volta sti nomi, ma dove sono sti posti? Dov'è sto posto? Cioè, per l'amore di Dio, però, dove so? A parte che ogni tanto mi perdo, perché vedo la regia, vedo piedi, braccia, vedo qualcuno che sta facendo, cioè, non riesco, mi distrago, perché poi vedo Carlo che fa, no, gol, poi dall'altra parte, da dietro mi sembra di avere i corvi, davanti vedo la foto, cioè, spiegatemi un attimo, io mi sto ancora, sono passato un'ora, mi sto cercando ancora di capire dove siamo, perché poi c'è una ragazza lì che è così. Non mi fate domanda perché non rispondo. Dall'altra parte c'è uno che sta sciallo. adoro. Ma, insomma, c'è di tutto e di Lo più, adoro. ragazzi, fatemi capire che sta succedendo, perché insomma, è sempre così? Ma guarda che No, tutte... anche Cioè, tranquillo oggi. Ma tu non avevi spiegato a Igor dove veniva? No. Ah, ecco perché. No, ma io ho guardato ogni tanto perché ci sono stati amici che sono venuti da voi, però ho detto, vabbè, ma sta tranquillo. ma lo guardavi in streaming o in diretta? No, in diretta, streaming non ce la faccio. Lo In guardavi diretta. in replica con la Mara anche tu? Esatto, sì, Anche tu tutti a con la Mara casa. in replica. Sì, eravamo a casa di Gigi. Eravamo nella casa di Fratello anche lui. Esatto, È giusto. Perché tu non lo sai che la gente suona il campanello, c'è Gigi, no, possiamo vedere la diretta su Esatto, bravissimo. Col Tamai Cioè, la cremeria non c'è più, Sul c'è la Tamai, diretta. anzi, Ma andiamo voi sul non lo Tamai. sapete che casa di Gigi è diventata Tamai Fan Club? Sì, sì. Vi amo, vi voglio Noi bene. vediamo, ma se domani c'è il Tutti telegiornale... quelli di Tamai, così. Poi sai che io ho scoperto adesso, mentre facevamo, che c'è qualcuno che voleva fare, voleva fare i telegiornali. Sì, è Io vero. non sapevo. Mi fa, io da grande volevo fare i telegiornali. telegiornale. Leggere il telegiornale. Mi ho detto, pensa a te, poi mi fa, però poi la televisione è fallita. Oggi cacchio porta bene, ragazzi, quindi preparatevi, mi spiace più o per meno voi. come, più o meno come Gigi col Tamai, Sì, siamo sì, lì. esatto. Guarda il Tamai. Hanno un buon contratto, ragazzi, no? Ecco a voi. 3-1 del Torino sul Cagliari con gol di Acqua. Allora, mercoledì c'è una bella serata, vero? Se vediamo la schermata numero 1 della nostra amica Sonia Borgonovo, quindi mercoledì in piazza Cordenons alla birreria Monaco, eccola qui la finale con Happy Hour, che significa che si ubriaca allegramente, No, partiamo. ritorno all'Isola 2. Per poter commentare l'isola bisogna essere molto molto felici. Molto. Quindi noi partiamo alle 18, verranno qua in carne e ossa Michael Berti del Grande Fratello, Viviana Bazzani
una naufraga dell'Isola dei Famosi anche lei, la poliziotta, e poi Lele San che è attore. Posso fare una domanda da ignorante? Che c'è? Ma chi cazzo sono? Ma dai, GP! No, vabbè, ma non è detto che tutti conoscano tutti, anche a me non mi conosce nessuno. Ma non è vero, Sonia, te ti parto conosco- in primis io. Però insomma cerchiamo Ma sto scherzando, dai, ma per- sì, Adesso sì, noi sì. vogliamo anche la Diciamo che abbiamo presentatrice voluto con noi, portare quello che Vabbè, ci sta, perché quelli non sono conosciuti, lei neanche, quindi siamo a posto, no? Cioè, siamo tutti... Beh, comunque per Pordenone fa bene, l'importante è che Fa ci bene sia cosa? portare un po' di vita. Sì. Cioè non è una... Ma tu la porti in piazza Cordenons, però non a Pordenone. che no, dobbiamo- la porto anche a Pordenone. No, di quello ne parliamo dopo, no? Intanto partiamo Allora, da lì. racconta- Anzi, voglio ringraziare, scusami, Sì. lo sponsor ufficiale che ci permette di farlo, che è la Birreria Monaco. Quindi Ecco, grande Mirko. Grande grazie. Mirko, che salutiamo, Mirko Zancai, Yes. un bellissimo locale, appunto ha riaperto un paio di Nel anni fa proprio da frattempo il Mirko. Veneto è in vantaggio sul Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il torneo, quindi si parla di juniores 1-0. Nel frattempo vedo la band che si sta allestendo. si sta allestendo per cantare la prossima, che sono bellissimi. Siete proprio da 7 Sono anni. quasi rugby? No, sono di calcio, anni Sì, 90, no, vedi? capito, Perché non sei. Come no? Però la spalleggiata era stile rugby, la spalleggiata. No, ma lui ha la maglia di. Pensa quando Battistuta giocava ancora nella Roma. Cioè, ragazzi. No, allora l'appuntamento è dunque. L'appuntamento è che lo mercoledì ripetiamo anche dalle dopo. 18 in poi alla Birreria Monaco. Inizieremo con l'happy hour fino a proseguiremo insomma commentando in diretta la finale dell'Isola insieme ai nostri ospiti. Comunque è una cosa molto easy, vi aspettiamo per divertirvi e bere, mangiare e quant'altro. Ha segnato Dimash! Fammi distrarre! Io ripeto che Dimash è rinato da quando sua moglie se n'è andata, cioè è tornata in Friuli, che è lei. E che io porto per lui. No, ma tutti noi portiamo per lui. Grazie. Infatti il prossimo turno di campionato, che ricordiamo non è domenica, che è la giornata di Pasqua, ma sarà il 23, Dimash ha la sfortuna che sua moglie va una settimana a casa, quindi per il 23 sappiate che Dimash non farà un gol, non farà assolutamente nulla in campo. Faremo una diretta da casa nostra domenica prossima. Ci vuole un balletto brasiliano, dice Igor, una ci vuole un samba. balletto brasiliano. Ragazzi, ce la fate una samba dal vivo? Per le ragazze? Siete pronti? Beh, dopo no, non so Ce la neanche. preparate? Ma non vedi che non sono neanche tutti qua? Aspetta un attimo. Aspetta, io vado a commentare, Cosa fai tu? Io vado a commentare. Tu vai a casa commentare, sua. bene. Ma vai anche tu a vedere la replica a casa di Mara? No, Io con la a casa di domenica Gigi. prossima faremo una diretta da casa con Calves, quindi tutti quelli che hanno partecipato l'altra domenica e hanno voglia di fare l'altra domenica di Pasqua, tutti a casa mia. Andiamo a rompere le grigliata. uova a casa sua. Andiamo a rompergli le Carlo, ma uova. tu che l'hai vista arrivare, che sostanze stupefacenti ha assunto oggi pomeriggio? Perché io non me ne ero accorto di Io l'ho niente. vista prendere un caffè dopo. Caffè Ho bevuto strano. caffè. Caffè strano, c'è caffè, Ragazzi, c'è caffè. il solito problema, non ho ancora bevuto niente. Ecco, è un problema grossissimo per Mara. Adesso bevo un Io prosecco. vedo troppe maglie e- della Roma da quella parte là, Sì, non so, Roma. Poi con questo sponsor grosso qua. E viene Sto scherzando, figurati. e pensa che vengono dal Veneto. Sì, esatto. Ma dopo andiamo. No, andiamo su. Ma- Mi dai un. No, perché Carlo, devo stai devo notando capire. che manca qualcosa? Non tu senti che questa domenica No, io devo non c'è capire, nessuno? ma voi siete tutti romanisti da sta parte, no? Perché Pasqua un po' allora, cioè tu hai la maglia Inas Italia della Roma col numero 10 di Totti, vabbè, Io sono l'unico in attività, in che senso? perché gli altri sono tutti quanti i giocatori che hanno smesso, a parte Diego che Che? ha il suo omonimo. Diego, beh, giustamente Diego è Maradona, no? Quindi tu Gabriel Ivan Battistuta. ecco. Beh, potevi mettere anche la maglia della Viola, perché sì, ha fatto meglio con la Viola. No, nel senso che ha fatto meglio con la Viola Battistuta che non con la Roma. Però Sì. è lui il fornitore non Chi è lo ufficiale. spacciatore? È lui. Tu sei lo spacciatore di maglie. Sono io lo spacciatore di maglie. Adesso tu volessi sapere il significato di ogni maglietta. Allora, No, vabbè, tu l'hai detto perché tu sei l'unica attività, Totti. Va bene, Francesco Totti. Francesco ok. Totti. Roberto Baggio non ha bisogno di presentazioni, sono milanista e più c'è Roby Baggio. Zola perché non avevo altre magliette per Paolo.
Diego Maradona, logicamente è il dio del calcio. E lui? Battistuta, essendo io un ex centravanti, Lui è un all'epoca All'epoca era un centravanti. No, io ero un ex centravanti. E quindi avevi la maglia di Battistuta. E avevo la maglia di Battistuta. Che è molto bella poi. No, ma che è molto bella questa, perché se vedete bene c'è proprio il Ma sembra nome, di guardare i le dettagli, figurine tutto il Panini, colletto. scusa, anni 80, mi ricordo anni 80, avevamo fatto un tuffo di 20 anni fa. Non ti sento fino qua. Ho detto che mi sembra di vedere le figurine Panini con loro. Sì, esatto, sì. Anche proprio come età, no? Se ci date un pallone facciamo vedere anche il resto. Ma anche no, lasciamo stare. No, però si potrebbe mi scusi Mara, Sì, sto parlando per una volta portoghese. sii utile, vai a casa a prendere un pallone di tuo figlio che facciamo 4 colpi qua. Ah sì? Almeno fai qualcosa di buono per la trasmissione, no? Porti un pallone. Faccio da 2 palle, serve pure che porto il pallone. Basta il pallone. Allora, tra poco ancora con voi. Lucia, Dica, chiedi a Carlo se ci sono aggiornamenti. ci sono aggiornamenti, Carletto? Sì, 6-2 della Vigontina sul Vigasio proprio in questo momento. È sempre questo problema Vigontina e Vigasio. Igor. Sì, no, non capisco, infatti, guarda. Poi voglio capire se alla fine ai 17 veramente ci sarà qualcuno poi dopo che ti verrà dal... No, perché stanno facendo talmente tanta pubblicità che secondo me stasera al locale o ti arrivano e tu dici oh quanta gente, poi e poi ti arrivano e ti massacrano perché c'è qualcosa che... No, secondo me, guarda, sarebbe bene che tu vai all'Isola dei Famosi, guarda, cioè, quasi quasi. vai direttamente all'Isola dei Famosi, fai una spola e poi te ne vai. Anche... Mi accettano, La Costituzione c'è. sì. C'è, hai visto, Ecco. quindi... Poi vediamo fra 2 mesi che peso ha, così Quindi siamo questa perfetti. sera a Zano ci sarà il sostituto. Poi. Secondo me è... Secondo me è meglio andare a fare rifornimento stasera da lui. Secondo me lui è più per il Grande Fratello. Cosa dici tu? Dai, Esperta. pensa a vederlo in doccia, a farsi la doccia, pensa che bello. Beh, ma pensa a vederlo in costume tutto il tempo. Hai capito? Lì lo vedi un attimo e via. Beh, ma Dipende, se lo Potrei mandano anche andare in costume. secondo me sta nudo poi. Potrei anche andare in costume questa sera direttamente. Ecco, vai direttamente così. Costituisciti. No, quelli di Tamai sanno meglio, hai capito? No, almeno non sporchi i vestiti, no? Fai in costume, Bravissimo, non sporchi esatto. i vestiti di sangue. Vero Valentina? C'è un momento pubblicitario, cos'è? No, perché c'è stato un momento, vero Valentina? Pubblicità, no? Ti saluta. Pubblicità, a tra poco. Aspetta. Mi legge nel Devo vedere se mi è arrivato, perché lei di leggi. solito mi manda il WhatsApp. Ho letto quasi della il pensiero. pubblicità. Me lo riservo per dopo lui. Vediamo Ho letto il Perché pensiero. ultimamente non leggi neanche quelli. Secondo me mi hai bloccata. Mandalo a me allora, mandalo a me direttamente. No, se volete facciamo una chat direttamente su WhatsApp così qualcuno si sveglierà e dirà aspetta mi vibra il telefonino in diretta e farà i suoi cavoli. Allora, arriva un messaggio che devo leggere per farvi capire anche il motivo per cui programmi come l'Isola dei Famosi, Grande Fratello hanno successo, perché al peggio non c'è fine, no? Nel senso al cattivo gusto e a queste cose. E questo messaggio testimonia questo fatto. Complimenti alla Valletta, molto bella, volevo sapere del calcio pergolettese. È vero, è arrivato. Anche mie sorelle. Sì. Vedete che non c'è solo Omar con i parenti per i suoi libri, anch'io con mia sorella. Ciao Sandra. Ciao Sandra. Vince la pergolettese 1-0 con gol di Dimash. Oh, allora, io a parte essere preoccupato per i tifosi del Tamai che verranno a... Sarei preoccupato anche per questi 2 messaggi. Un saluto a tutti, in particolare a Gigi. Valentina ti sta guardando. Ecco. E quindi salutiamo Valentina. Quindi stasera, prima con gli amici del Tamai e poi quando arriva a casa... No, si ritrova senza niente a casa, quello è il punto. Si ritrova fuori di casa. La valigia direttamente fuori. No, guarda, se vuoi, la valigia è già pronta, Gigi è lì. Che poi devo farvi i complimenti perché era una versione, un arrangiamento molto bello avete fatto. A me è piaciuto molto. La mia ignoranza musicale, mi ricordavano molto gli arrangiamenti di Renato Zero più che Julio Iglesias come l'avete fatta voi ed è molto molto bella quella versione. Desideravi? Pubblicità. Oh, grazie Carlo. Pubblicità. Il triangolo no.
Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche. Il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Qualsiasi necessità per la vostra abitazione, la vostra azienda, il vostro giardino. Impresa edile Vazzoler Narciso, unica con il servizio pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Interventi chiavi in mano. Pensiamo a tutto noi con sopralluogo e preventivi gratuiti. Qualsiasi intervento edile. La passione che ci contraddistingue a partire dall'impresa paterna. Impresa edile Vazzoler Narciso. Garanzia di ottimi risultati. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Riposare bene è alla base della tua salute. Al centro specifico del sonno, tutti i migliori prodotti Dorelan a prezzi competitivi, i migliori della regione. Letti, materassi, reti, guanciali, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. È arrivata la Pasqua al Molino 66. Stiamo già producendo dal lievito madre i dolci tipici di questa festa, con tutti i sapori della qualità. Molino 66. Dal lievito madre sforniamo per voi ogni giorno il pane. Ottimi dolci. Nelle due sedi di via Pordenone e via Malteo potrete trovare la qualità e la freschezza dei prodotti selezionati per voi. Molino 66. Anche la pizza con le nostre ricette. Dalle 6 di ogni giorno fate un salto in Molino. Molino 66. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. 10 anni, ora più di allora, LC Promotion. Ideazione e realizzazione grafica al servizio della vostra azienda. Stampa digitale dal biglietto da visita al grande formato, su qualsiasi materiale. Personalizzazione vetrine, automezzi, furgoni. Car wrapping, interior wrapping, distribuzione volantini porta a porta. LC Promotion, sempre a fianco della vostra azienda. La Pasqua è vicina, non perdere tempo a cucinare. A quello ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio, un trionfo di antipasti, primi e secondi, di pesce o di carne. E poi i contorni, squisiti. Il tradizionale pranzo di Pasqua con la solita ottima qualità firmata al Buon Gustaio. Vieni a prendere il menù o visita il nostro sito o la pagina Facebook. Al Buon Gustaio. A Pasqua, a cucinare, ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio. Più buono di così. Bentornati in onda! È successo di tutto in questa pausa pubblicitaria. Ci siamo tutti? Manca qualcuno? Bellissimi. Io ho visto che quando ho detto 10, 9, 8 sentivo...
infatti ho un fiatone che non vi dico, ma Carlo, qualche aggiornamento nel frattempo? Non lo so. Dove avete mandato gli ospiti? Avete mandati all'isola? No, perché qualcuno è già sono andati sparito. all'isola, sono andati Hanno all'isola. passato il televoto, li hanno mandati a casa. Il messaggio WhatsApp direttamente via. Come lo dici tu? Sovraimpressione. Sì. Impressione, esatto. Numero che fa impressione, se volete mandare a casa qualche ospite, scrivete. Se volete mandare a casa, a casa. Non Carlo Luna, non si può, Carlo Luna è intoccabile, esatto. mi raccomando, è intoccabile. Serie l'immunità ce l'ha Carlo Luna, potete mandare a casa anche me. Esatto, Serie A, i risultati. Allora, prendo il volo. È arrivato Little Tony. No, gliel'ha data, non ci credo. Tu chi sei adesso? Non lo so, ho qualche crisi. Però a bottone. Sei messo bene anche tu di pancia, perché a bottone il bottone. Oh, che bello che sei così. No, volevo avvisare intanto, scusate che ho preso residenza a Tamai, basta. Senti, ma con questa giacchetta. Sei un po' da Pontebana. Con questo bolerino potrei partecipare al Grande Fratello, secondo te? Secondo me è un po' più da Pontebana. C'è il pareggio del Tamai. Vai, sei salvato La tua salvezza, la tua salvezza. Secondo me te la stai facendo un po' sotto, sì. Stiamo buffando. Comunque mi sembra Maggioglio così guardate. Grazie. Occhiali, cosa rosso. Gli facciamo fare il nuovo opinionista al Grande Fratello. Ce l'hai da Maggioglio. Aspetta, lui ride. Gelato al cioccolato, se vuoi cantarla. Anche no, grazie. Non mi piacciono i gelati. No, volevo dire, no? Che ha segnato Giglio. Buono, grande Matteo. Allora, stavo dicendo, hai scampato il Tamai, ma non la Valentina. Attenzione, quella te la trovi a casa dopo. Nel frattempo è iniziata la Lega Pro e subito pronti via, il Pordenone perde a Fano 1-0. No, ma dai, non si danno queste notizie. Che quello faccio io. Carlo, più sensibilità. Bravo, sensibilità. Sì, avete ragione. Sembra un dottore lui, il classico dottore che arriva e allora, quando fai un rewind e volevo dire che la Lega Pro è iniziata e ahimè il Pordenone sta perdendo 1-0. È già Così meglio, ci no? piaci. No, allora, tu devi essere ottimista e positivo. Tu devi dire, Lega Pro Molto iniziata, diretto, Carlo. siccome il Pordenone è oggettivamente molto più forte, ha pensato di dare subito un gol di vantaggio agli avversari. Esatto, è già meglio, vedi? Perché lui è abituato, essendo juventino, che comunque alla fine si vince, a prescindere. È vero. Si compra. Non somiglia a quello di Zeli, come si chiama? Che faceva Gogle. Adesso mi ricordo del personaggio, però adesso vado a Quindi cercarlo poi dopo. ci fa la poesia sul Tamai, lui prima di andare via? Poesia sul Tamai. Una poesia sul Tamai. Ce l'ha già pronta? Poesia sul Tamai, giammai. Giammai la poesia sul Giammai sul Tamai. Tamai. Giammai sul Poi Tamai. ti faccio la dedica. Eravamo sul Tamai e sotto Gigi e basta, finita la poesia. Ecco. Potrebbe essere Bene. una novità. Allora cosa? Non lo so. Non lo so. Abbiamo la band che adesso si esibisce. Perché... Pronti via, il Lega Pro segnano come... Aspetta, andiamo a sentire. Vai tu fai il tuo lavoro, non fai mai una fava di niente. Guardate come corro. Fai una fava di niente. Sì, perché hai tolto le scarpe coi tacchi, ecco perché corri. Ma ho due Perché occhi se no di ti eri già pernice che sto ribaltata cercando 4. un estetista. Cosa hai detto? Mi sono usciti gli occhi di pernice sui piedi, sto cercando un estetista che me li tolga. Allora, fai un appello, dai, fai un appello. Bene, ragazzi, allora cosa cantiamo? Cosa balliamo? Cosa balliamo invece adesso? Perché facciamo un pezzo sul latinoamericano e... Ah beh, latinoamericano allora. Adesso facciamo due pezzi sudamericani, latini, che sono uno la vita sul carnaval, l'altro è una sorpresa. Avendo tutte le nostre fans che ci sono venute a trovare oggi, se magari c'è qualcuna che balla, noi siamo molto felici. Ti hanno guardato, si sono girate tutte dall'altra Io parte. il televoto per chi vuole Non ballare. ce n'è una che ha detto io. Sonia viene a ballare. Allora io direi balliamo io il Gippi che Ma anche no, Ma perché anche siamo no. ancora in fascia vestito protetta. così oggi possiamo chiedergli di tutto. 4-0 del Milan. E allora siamo pronti, cantiamo, balliamo, facciamo casino? Vai, prego. Facciamo che me ne vado, ciao. Facciamo il trenino noi. In che senso? Todo aquel que piensa que la vida es un desigual
Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piensa que esto no ya está mal, tiene que saber que no es así, que la vida de verdad es sola y siempre hay alguien. Hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Hay que llorar, la vida es un carnaval y la pena se va cantando. Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que no están a momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que el mal tiempo la buena cara y todo pasa. Hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Hay que llorar, la vida es un carnaval y la pena se va cantando. Guarda quello, no están cantando, guarda quello, que solo critican, guarda quello, que usen las armas, guarda quello, que no se contaminan, guarda quello, que en la guerra, guarda quello, que viven pagando, que no se maltratan, guarda quello, que no se contaminan. Hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Hay que llorar, la vida es un carnaval y la pena se va cantando. Broken, every day I die, every night I weaken, every night I cry, standing in the rain, in the street outside, running down my face, tears in my eyes, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Don't you know I wake up? Don't you know I try? Was the time the good one? Was the time the guy standing in the shadow on the sky above? I know I'm crying, beaten from alone. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Sola mi condena, es mi destino para burlar la ley, pero ¿en dónde corazón? La grande pabellón, me dice el clandestino para burlar la ley, ¿pero dónde está el sol? ¿Pero dónde están el sol? ¿Pero dónde escapa el sol? ¿Pero dónde están el sol? ¡Hey! Grazie a tutti. Allora ad Udine sta succedendo un po' di tutto perché i tifosi del Genoa hanno abbandonato la curva, hanno messo uno striscione preziosi vattene, in più Zapata è andato vicino a fare il terzo gol, quindi contestazione.
quarto, scusatemi, sì, il quarto gol, quindi contestazione in atto ad Udine, allo stadio Friuli, da parte dei tifosi del Genoa, che hanno abbandonato la curva lasciando appunto questo striscione sugli spalti con su scritto Preziosi, vattene. Che è confermato che comunque se ne va. Scusa, che Preziosi è... Preziosi, che bastardo. Preziosi è... Eh? È quello che fa i giochi preziosi... È uno che salta perché non compri giocattoli. No. Ma soprattutto non gliene frega del calcio. Scusa, no, adesso vediamo, no? La cultura calcistica delle nostre amiche. Preziosi è... Non lo so. Non lo sai. Ma secondo te se... Un giocatore. Ma non lo so chi è. Allora... che poi dopo vogliono sposarseli anche, capito? Come scusa? Vogliono anche sposarseli dopo, non sanno niente di loro. Però dopo vanno a ma sposare i vogliono calciatori. sposarseli dopo. Presidente. Fatele un applauso, ha indovinato che Preziosi è il presidente del Genoa. Ok, brava però, sì. Volevo dire che l'Inter ha segnato un gol. Astute, che bazzicano. L'Inter ha segnato un gol con D'Ambrosio. Non dà più soddisfazioni, No, ma comunque sta sempre perdendo, non è Sì, che... sì. Omar Battiston, senti. Però secondo me siamo in un momento che mi sembra adesso una comunità, sono Igor, ho 41 anni, ho smesso di fumare da 45, però non riesco più a smettere, cioè sembra una comunità perché ogni tanto, come ho detto, inquadrano dietro e c'è qualcuno che guarda così. Sì, allora perché... mi sento che siamo una comunità, allora diciamolo, diciamo quello che abbiamo, ognuno Sì, che dica quello facciamo che un po' di outing. Sì, facciamo un a po' proposito di outing, visto che hai il microfono, facci vedere il libro. Sì, esatto. No, parliamo di outing. Parliamo di outing, Con il microfono così lei mi fa l'intervista come mi aveva detto, così la facciamo per bene. Perdonatelo, è così, un ragazzo ancora deve Sono crescere. giovane. È giovane. Sono giovane. Quindi, vediamo il libro di Igor, eccolo qua. Allora, intanto diciamo che Igor l'ha scritto, è già il quarto libro che scrive in collaborazione con Cinzia La Calamita, che salutiamo innanzitutto. Diamo il microfono a Igor così. Sì, grazie. salutiamo che ci stava guardando, insomma questo è il quarto libro, adesso è uscito a novembre, insomma è stato bene, ha fatto la seconda ristampa proprio 2 settimane fa. Chiamami Anam, che poi abbiamo avuto la fortuna che l'anno scorso con dei corsi che ci hanno richiesto i vari lettori, dopo il quarto libro ci hanno chiesto di fare un corso, abbiamo durato un anno con vari da nord a sud, veramente toccando da Milano fino ad arrivare a Caltanissetta in Sicilia. E con quello, facendo questi corsi qui, abbiamo trovato 11 penne. Ecco, diciamo di questi corsi Sono scrittura emozionale, che esatto. sono corsi dove a parte diamo il sistema e anche il metodo di scrivere un libro. Cosa vuol dire scrivere un libro? Perché molte volte uno dice sì, ho scritto un libro, poi sì, ok, ho scritto un libro, ma ti ritrovi poi andare dall'editore, l'editore che ti guarda con una faccia così dicendo guarda, troppe pagine, non va bene così, non mi piace come l'hai scritto, oppure semplicemente poi ci sono delle forme, insomma c'è l'editor o non so, il correttore di bozza che ti dà la sua, però per arrivare in quel punto lì, arrivare al meglio possibile, noi facciamo poi percorso di scrittura in vari livelli, poi casomai se avete curiosità andate www.scrittureemozionale.com e poi lì insomma senza perdere tempo potete andare a vedere. Infatti poi grazie a queste 11 penne che abbiamo trovato è nato Partiamo da qui, dove ci sono 11 racconti di questi personaggi che sono da Trieste, Parma, Sicilia, Calabria, Roma, insomma veramente da tutta Italia, dove hanno avuto la possibilità insomma di entrare in una casa editrice nazionale e non solo, di capire come il meccanismo di scrittore, perché molte volte lo sai benissimo come il tuo lavoro, il nostro lavoro, di presentare. Uno dice vabbè ma sì, ma tanto no, devi metterti lì e non devi dare il 90, devi dare il 110% ogni volta, e ogni volta che finisci a dare il 110 devi dare ancora di più. Esatto, quindi possiamo dire che questo Partiamo da qui è un po' un Decamerone moderno? No, guarda, Partiamo da qui è sì, potremmo definirlo così, però è una storia un po' particolare dove il lettore, non posso svelare più di tanto, perché il lettore si trova in questo stanzone, una specie di posta, una posta centrale, dove vede vari personaggi, dove ci sono questi 2 personaggi principali, dove ci sono però in contorno famiglie, dove ci sono dei bambini, dove ci sono single, e lì parte la storia. E qua, insomma, Chiamami Anam significa, per chi non lo sapesse, si dice Anam quando, specialmente nelle zone dell'India, quando vuoi perdere tutto e vuoi ripurificarti,
si toglie via anche i vestiti, quindi non so se avete detto mai Hermanès o comunque queste culture, una volta tolto via tutto si dice chiamami Anam, cioè senza nome. Quindi vuol dire qualcuno che non serve più avere il nome, non serve avere un riconoscimento, ma parte il suo spirito. Insomma, questa è un po', abbiamo voluto fare una chiave. Adesso nel 2018 usciremo con l'altro libro, abbiamo già finito, già portato a editore, poi nel 2019 stiamo ritornando di nuovo, faremo con altri 10 autori che stiamo cercando in giro per l'Italia. Insomma, stiamo lavorando bene, sono contento. Magari anche il mio che ti... Magari anche tu, vieni a un corso di scrittura, vieni a provarlo, Volentieri. oppure vieni in radio, oppure vieni da qualche parte, insomma, adesso che lavoro con i giovani, poi c'ho dietro, adesso c'è il Grazie per i gufo, è arrivato. Giovani, Giovani. Ma sono giovani. Potresti andare a vedere una replica a casa sua. Esatto. No, però dipende se c'è marito o no, perché non vorrei mai... Il marito è uno sportivo, gioca a calcio, non preoccuparti. Anche perché se me lo spiega lui, perché io di calcio poi non ci capisco una cippa. Quindi insomma così, se avete curiosi, www.scrituraemozionale.com. Questo è così abbiamo fatto il succo molto veloce. Bene. Altre domande, nevralgie, No, guarda lo schermo adesso, così poi continuare a commentare. Ecco, bellissimo, ecco. C'è bambino che saluta, ciao mamma. Ciao mamma. No, non fare le corna, per favore, ti prego, perché che mi ricorda Paolini. Perché è sul carrello il bambino, vedi? È così. No, comunque è bello, devo dire la verità che sto cominciando a capire la trasmissione, anche Omar, sto cominciando a capirlo, perché a un certo punto avevo il dubbio di capire chi fa cosa, però mi spiegate, questa ragazza qua con le mani così, chi è? Cosa fa? No, perché non l'avete ancora presentata, questa ragazza ricciola che avete detto prima è la regia. È la regia di un programma radio. È la nostra regista. Tu proprio ti mettono così in castigo. Basta. Sì. No, tu Ci devi perdiamo prendere un sacco in regia noi. Ma tu devi prendere posizione. Io ti ho perché sennò suggerito questi- prima qualcosa, prova a No, tirare, no. prova a dai. No, dai. però voglio capire, cioè, cosa devi fare? Cioè, spiegami, spieghiamo a chi deve fare la regia, cosa deve fare. Beh, siccome facciamo le serate della radio, le facciamo in vari locali. Noi arriviamo lì prima, quindi montiamo tutto, colleghiamo, poi durante Quindi la siete regia... quelli che tra virgolette come loro che non si vedono, ma sono Sì, quelli esatto. che Lei è hanno anche possibile- coordinatrice, quindi se si sono incazza, si l'ombra. incazza. Quindi No, voi ma- dovete, se non fate bene, vi fate... Però No, guarda la che è sfortuna pazzesca, sua eh. poi di Nicole Sì. è che lo è 24 su 24 essendo mia figlia anche. Quindi infatti è quello che è un lavora problema. non stop, non stop. Adesso ho capito perché c'ha le mani così, vedi, ti prego non fatemi domande che già ne basta a casa. Adesso No, più ho che altro capito. è un continuo tenerle tutti gli impegni, perché lei è presa dal lavoro, ok? Quindi io devo fare Mi raccomando, attenta a quello che dici perché sai che a casa poi le sentirai, quindi attenta. No, essendo presa dal lavoro, allora mi delega. Chiama questo, fai questo, segnati l'appuntamento con quella persona, ricordati che quel giorno a quell'ora devo anch'io il mio chiamare manager. quell'altro. Comunque io ho visto che mentre eravamo in pubblicità, la mamma non ha visto che tu stavi chiedendo il numero al modello. No, ma guarda, ben venga, perché io, siccome lei è una single, dico, ma vorrai uscire di casa, perché non sembra, ma c'ha un'età. C'ha la sua età. Cioè, età. Va bene. GP, salvaci, ti prego, salvaci tu. Allora vogliamo, no, sai che quando poi gli diciamo apriamo un prosecco, non mi guardano dal bar come per dire, ma glielo posso dare? Sì, glielo potete dare, ormai è vaccinata, li ha superati. No, ma questa Da è un una po'. cosa che ricordiamo Sonia fa in qualunque luogo andiamo, cerca Sì, un faccio pubblicità moroso e per sua progresso figlia. per Allora, sbatterli un fuori da appello. casa. Sonia, vogliamo fare un appello? No, siccome ne ho quattro di figlie, Quattro figli. Come Madame Adorata. io ho lavorato molto con la televisione. Brava, vedi. Durante la televisione. Durante la televisione. Che abbiamo il Quindi cinema devo riuscire No, a farli emigrare. Nel senso che lei la televisione l'ha presa solo quando sono uscite le ultrapiatte e aveva già fatto 4 figlie, capito? Perché Io ho prima c'era aumentato solo... il PIL nazionale. Vogliamo creare una rubrica per tutte le domeniche che ci rimangono, dove cerchiamo dei Ogni domenica aspiranti ti mangi- corteggiatori Mi per porto le un tue figlio. figlie. Esatto, A rotazione ogni domenica un figlio, hai capito? Prima o poi troveremo qualcosa, no? Poteva essere, ma invece anche tu regista? Anche Sì, tu fai regia? anch'io. Qua Sì. siamo più registi che conduttori. E qua Ma la anche dico qui mi tutta. pare che tutta la regia sia è un il bello numero staff. maggiore degli ospiti. Gippi, ma ci proviamo anche io e te a fare registri e conduttori, cosa salta fuori? Sì, ma anche solo quello a me, poi cosa faccio? Però Tutti una questi cosa è da registi, se sbagli, dire. te castigano. No, però guarda, io ti posso dire che gli ho fatto, io sono un po' una precisina, cioè anche se fai un programma che è per gioco, sono un po' una precisina, quindi lui l'ho collaudato subito. senso? Nel senso che gli ho detto chiesto- hai 5 minuti di tempo Tratta a caricarmi. per scaricare, montare pronti in diretta, e l'ho detto per scherzo,
perché voglio farli spaventare. Certo. In realtà dopo 4 minuti era tutto pronto, quindi ho detto ok, il ragazzo rimane, quindi sono dei piccoli geni. Beh, ma questo vuol dire molto, vuol dire insomma... Non ho insegnato io il mestiere. Però vuol dire che sa fare il fatto suo. Invece lei, Però scusate, saluto Pippi, io Carlo non so- che me l'ha insegnato lui. Lei Carlo che in invece, questo adesso momento gli sta passo il controllando. microfono, Ecco, no, perché io- lei è quella che proprio si dedica alle telefonate coi VIP. Cioè, Specialmente non gli con si deve- Michael, che ha una venerazione. Facciamo la finta, fammi la telefonata tipo. Vai. Chiama Michael. Io rispondo, vai, io rispondo. Chiama Michael. Ciao Michael, sono Chiama Laura, Igor. come stai? Chiama Igor, chiama Igor. Ciao Igor, sono Laura, come stai? Siamo in diretta, tra Sì. poco ti passiamo il microfono. E per cosa? Come? Dove? Quando? Che devo dire? Siamo in diretta su Ma White che Line. ora? C'ho tempo, sono sul water adesso, che devo fare? Spiegami. Tra parentesi, no, aspetta, ha perché qualcosa di Michael lo fa Michael, sempre. vedi? Ha Mi qualcosa vedono, di no, ma Michael. io ti faccio telefonata tipo che capita anche a me, quindi mi fanno Vabbè, diretta quando? Michael Berti del Grande Fratello ci ha detto in questo momento sono in bagno alle 11 di sera. Non è che potete aspettare in diretta un quarto d'ora. Scusa, ognuno va in bagno al suo orario. Quindi lei si prende Io tutte alle 6 queste di mattina, telefonate. lui alle 23 di sera. Vabbè, cioè. quindi abbiamo toccato sta parte, ma l'altra parte, loro due, No, cioè, io loro sta due, facendo tutto lui. No, perché voglio capire Ma chi va bene è. così. Perché non capisco chi sono, cioè lei ha parlato prima, lei sì, ha detto qualcosa che io non ho capito perché ero qui, io ho l'amplifon, cioè non ce la faccio. anch'io, quindi- Allora, prego, allora, diamo il microfono. Microfono. allora. Tu cos'è che facevi? Perché non ho capito prima. No, prima avevo detto solo buon pomeriggio. Ah, buon pomeriggio. Ah, ok, no, perché non ho capito. Invece tu avevi detto Asia. qualcosa? Asia. No, tu puoi parlare tranquilla. Ecco, brava, bravissima. Tu cosa fai di bello? No, perché giusto per... Nulla, cioè No, perché siamo in un centro sociale, vai tranquilla, siamo qui, è la comunità. Allora, abbiamo la comunità, intanto c'è qualcuno che sta dicendo, no, comunità. Nel frattempo è tranquilla. terminata la partita dell'Udinese Ecco. con la vittoria dell'Udinese 3-0 sul Genoa. E quindi, no, ho capito cosa fai, Asia? Partecipo ad un volto per fotomodello. Ah, ho capito. Hai capito? Ho capito. Non ho capito chi sono, però Ma adesso non ho capito. importa. ma- Vabbè, poi me lo spiegate. Pensa che a fine puntata io cerco di capire cosa abbiamo fatto Ok, dopo quindi 2 ore mi e sembra- mezza di diretta. Dobbiamo mandarla? No. Dobbiamo mandare? No. Allora, Non so. sì. Non so. Un momento quark, Ecco. quando il microfono serve. Tenetelo appoggiato sul buchino del mento in modo tale che la vostra voce esca potente. Fino a che il buchino del mento Alla va bene. Kirk. No, ma aspetta. Alla Kirk Douglas. No, volevo Alla- sapere, no, sta dicendo, te lo traduco, che lui dice di metterti il microfono, per non essere volgare, molto attaccato alla bocca, perché così si sente, perché se lui aumenta troppo, poi dall'altra parte sentono... Ecco, no, giusto. Va Però, bene. GP, volevo dire una cosa. Prego, Stanno prego. Prima terminando i parlavamo primi di tempi, i secondi tempi. conduttori e registi. Senza i registi, aiuto registi, scenografi, non si fa niente. Ovvio. Quindi un applauso anche a chi Bravi a sta dietro loro, la bravi. telecamera. La nostra regia, sono bravissimi. E qui scatta l'aumento, vai! Aola. Perché l'ho invitato, cazzo, anche tu? Cosa inviti a Non fare, si dice! Igor? L'ho fatto Invitato. apposta. Allora, Ascolta, sono terminati, la Serie A è terminata. Fermo lì. Andiamo in sono pubblicità, quindi tra poco vi daremo i finali della Serie A, i finali ovviamente della Serie D, dove è successo ben poco, mi sembra di aver capito. 3 risultati cambiati in croce. Ecco, E adesso. Pordenone? Pordenone è sempre sotto 1-0, Non mi lo so, sembra. aspetta, verifico Vediamo. in velocità. Sempre 1-0 perde. Pordenone sta ancora prendendo 1-0, vabbè, Vinceremo. siamo al 30esimo per quanto riguarda il Pordenone, quindi Sì, c'è ancora esatto. un quarto d'ora tutto il tempo, il secondo tempo. Allora ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi ci sono ancora tante belle cose da vedere, dei servizi, delle clip. E le domande di Igor! Le domande di Ma Igor? no, ma perché sono curioso? Ma perché? Cioè, devo capire, non so. Ecco, ci vediamo tra poco, pubblicità. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone.
Qualsiasi necessità per la vostra abitazione, la vostra azienda, il vostro giardino. Impresa edile Vazzoler Narciso, unica con il servizio pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Interventi chiavi in mano. Pensiamo a tutto noi con sopralluogo e preventivi gratuiti. Qualsiasi intervento edile. La passione che ci contraddistingue a partire dall'impresa paterna. Impresa edile Vazzoler Narciso. Garanzia di ottimi risultati. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. Riposare bene è alla base della tua salute. Al centro specifico del sonno, tutti i migliori prodotti Dorelan a prezzi competitivi, i migliori della regione. Letti, materassi, reti, guanciali, con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. È arrivata la Pasqua al Molino 66. Stiamo già producendo dal lievito madre i dolci tipici di questa festa, con tutti i sapori della qualità. Molino 66. Dal lievito madre sforniamo per voi ogni giorno il pane. Ottimi dolci. Nelle due sedi di via Pordenone e via Amalteo potrete trovare la qualità e la freschezza dei prodotti selezionati per voi. Molino 66. Anche la pizza con le nostre ricette. Dalle 6 di ogni giorno fate un salto in Molino. Molino 66. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. 10 anni, ora più di allora, LC Promotion. Ideazione e realizzazione grafica al servizio della vostra azienda. Stampa digitale dal biglietto da visita al grande formato, su qualsiasi materiale. Personalizzazione vetrine, automezzi, furgoni. Car wrapping, interior wrapping, distribuzione volantini porta a porta. LC Promotion, sempre a fianco della vostra azienda. La Pasqua è vicina, non perdere tempo a cucinare. A quello ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio, un trionfo di antipasti, primi e secondi, di pesce o di carne. E poi contorni, squisiti. Il tradizionale pranzo di Pasqua con la solita ottima qualità firmata al Buon Gustaio. Vieni a prendere il menù o visita il nostro sito o la pagina Facebook. Al Buon Gustaio. A Pasqua, a cucinare, ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio. Più buono di così. Bentornati all'altra domenica, perché la televisione è fatta anche di silenzi. Carlo, ci aggiorni sui ultimi risultati delle squadre del cuore? Purtroppo devo dire che il Cordenone sta perdendo, anzi ha perso 1-0 con l'Alto Vicentino. Aia. Incredibile. Con gol al 91esimo. Vabbè, mi dispiace dirlo. Però. Allora, vediamo i finali della Serie A, Io perdiamo promessi. Stavo per dare appunto il 0-0, adesso mi siedo, apro la tecnologia e mi si dice questa cosa qua. Va bene, Serie A. Serie A, risultati finiti, quindi Udinese batte Genoa 3-0, Crotone batte Inter 2-1.
Milan batte il Palermo 4-0, Bologna perde in casa con la Roma 3-0 e il Cagliari perde col Torino 3-2. Questa sera vi ricordo Lazio-Napoli. Andiamo velocemente a vedere la Lega Pro, velocemente il Forlì che sta perdendo con la Maceratese 1-0, Gubbio che sta perdendo con il Mantova 1-0 e il Fano che sta battendo il Pordenone 1-0, tutte le altre ferme sullo 0-0. Per quanto riguarda la Serie D c'è ancora un live, ma possiamo darle tutte concluse. Quindi il Tamai che pareggia col Montebelluna 1-1, l'Unione Azzecchiampo che sta perdendo col Capodarsego 1-0, l'Alto Vicentino che ahimè ha battuto il Cordenons 1-0, Este Carini Pivigina 0-0, Union Feltre Legnago 0-0 e Vigontina che batte il Vigasio 6-2. Allora, Betty, mi puoi passare il microfono? Sapete che noi facciamo delle clip, no, per le nostre ragazze, tra poco di nuovo la musica. No, aspetta, prima andiamo da loro, perché così ci dite, no, perché state avendo un bellissimo successo. Quali sono le prossime date dove gli amici possono venire a vedervi? Beh, matrimoni. Noi facciamo matrimoni, esatto, che possono venire a vederci un po' dura. Vabbè, no, ad esempio il matrimonio dei nostri amici. Allora, siete invitati anche voi il 16 settembre al matrimonio dell'anno. 19 settembre, il matrimonio dell'anno, tutti al potere dell'Angelo. Che partecipa. Il 16 settembre siete tutti invitati assieme a noi. Sì. al matrimonio dell'anno. No, a parte matrimoni non fate date, serate? Date, serate ne facciamo poche, soprattutto in questo periodo, dove fortunatamente inizia il periodo dei matrimoni, sì. E di conseguenza è un po' chi vuole intrufolarsi, però diamo le date in privato, perché sennò è un casino, Ma io darei in televisione. No, ne abbiamo già una con 5 band, voglio dire. Diciamo solamente la data e la località senza dire il posto. La prossima. 24 giugno. 24 giugno, che è il mio onomastico, quindi posso venire? Sì, allora gli sposi sono di Volpago, non so dove andremo a suonare. Allora, in zona Volpago, in zona volpaghese, che è la nostra zona. In zona Volpago andiamo a vedere tutti i Paprika. Eventualmente quando siete in zona ci chiamate, vi facciamo. Esatto, andiamo sulla vi diamo indicazioni. Sulla pagina Facebook. No, potreste fare un gruppo chiuso, no, Carlo? Sì. Fare un gruppo chiuso e lì mettere la posizione del matrimonio. Trufolati al matrimonio. E si posizionano fuori dal ristorante. Esatto, e questo sarebbe positivo. Tanto al buffet non se ne accorge nessuno, credi. No, ma io non voglio mangiare il buffet, voglio proprio stare seduto, riverito e servito. Poi troppo. Ti preparo la sedia vicino. Allora, tra poco ancora, cosa ci suonate tra poco? Perché dobbiamo vedere una cosa di un paio di minuti. Noi poi facciamo una canzone tipica veneta. Bellissimo. Perfetto. Dal nord in generale. No, decidete, Veneta, no, perché sapete che il nord ci sono mille... Veneta, una canzone tipicamente veneta nel nostro dialetto. In dialetto, si può cantare a quest'ora? Si può tranquillamente cantare a quest'ora. Ha vinto altre 6 bottiglie. Com'è? Ha vinto altre 6 bottiglie. No, ma tanto non te le do a te, Omar, è poco da fare, sì. Tu lo sai che le tue 6 bottiglie vengono incamerate da me, quindi non è quello il problema. No, dicevo, voi sapete che noi ci divertiamo a fare delle clip per queste ragazze che vengono a trovarci. Potevamo non fare, scusa Mara, così inquadriamo la Valentina, potevamo non fare, Sonia, potevamo non fare una clip su questi occhi pazzeschi qua? Guai se non l'avessi fatta, guai. Perché poi, parentesi, lei è molto bella dal vivo, però ha guardatela lì, è molto fotogenica anche, no? Perché la si vede adesso in bel primo piano, è molto fotogenica. Non funziona un microfono, Jacopo? Prova a parlare? Dico, è giovane, per cui ce ne ha. Ce ne ha. Mamma mia, farà una lunga strada, lunga. Se tu che rovini, spostati un po', non lascia anzi, scusami. è il Ma posso chiedergli gli anni? Quanti anni hai, Valentina? Ho 15 anni. 15 volevo anni. dirlo. Per cui hai una strada spianata Esatto. davanti, perché sei già bellissima adesso. Ecco. Grazie. Poi dopo che hai risolto il problema col dentista e con l'idraulico... Ha finito tutto. Poi, no, l'elettricista manca. Sì, aspetta. Sono 15, aspetta un secondo. Ancora 3-4 anni di silenzio. Poi... Di silenzio e poi passiamo a... Sì, Allora, vediamo la clip che abbiamo preparato per Valentina, per favore. Grazie regia.
Un applauso a Valentina, che è veramente bellissima. Ma molto bella. Perché poi abbiamo visto che avevi foto di fotografi, ma anche foto fatte un po' così, no? Sì, Sì. ma erano anche di anni fa. Di anni fa. Beh, Come anni fa? Quindi quando era ancora più piccolina Esatto, ancora. sì, Un'ecografia, Era un'ecografia. L'ecografia in 3D. Senti, ma cosa... non passi... Pordenone ha pareggiato! Benissimo, Sì! bravi. Chi ha segnato? Non Adesso te lo sappiamo. dico. Se mi mettono appena segnato, quindi il tempo che aggiornino la pagina, poi vi dico chi ha segnato. Vai avanti. Allora, tu ovviamente vai a scuola, immagino. Sì. Non credo che passi molto inosservata, no? Beh, ci sono molte altre ragazze belle. Cioè, Dove? pieno. A scuola sua, credo. Vuoi che ti dica dove va a scuola? Così vai a No, fare un giro? no. Non lo so, Non si sa mai. sono di quel genere. E quindi le attenzioni ti piacciono, ti danno fastidio? Sei una schiva, sei una espansiva? Boh, sono una ragazza espansiva, sì. Cioè, nel senso, mi piace ricevere complimenti, ovvio. Sì. Non troppi, però. Cioè, un tot. Igor, cosa significa mi piace ricevere complimenti non Moderati. Non troppo, nel senso, quando uno viene vicino e dice guarda, fai proprio schifo, quello lì bravo. fa tranquillo. Cioè, perché i ragazzi, quell'età sua, c'è un'età che quando lei passa, Ma chi è? Sì. ma sì, viene quasi così, no? È vero. Perché poi sai che loro hanno quei messaggi, cose molto particolari. Sì. So che tu non capisci, no? No, Perché, beh, insomma, oramai so cosa che non è vuoi? la tua fascia d'età, però... Ha segnato Berrettoni. Benissimo, grazie. Però dico, lei essendo giovane, i giovani comunicano in maniera diversa. E quindi oggi, vabbè, a parte le chat, le cose, hanno anche una maniera di... Un linguaggio diverso, sì, chiaro. se noi siamo espansivi, loro no. Certo. Però lo fanno in un'altra maniera. Come lo fanno? Instagram, Facebook. Beh, scrivono messaggini Ask. e poi al massimo poi si vedono. Quindi non c'è più come ai tempi No, nostri che no, invece no. si parlava, si rompeva i marroni per uscire o cosa. Si scriveva no? la letterina. No, niente letterine, Esci vabbè, con ma Messi, Instagram è come no, la letterina, rispondi. oppure Snapchat è come la letterina alla fine, dai, Ecco. insomma è un modo di comunicare nuovo. Ma a te piacciono i ragazzi della tua età o quelli più maturi, quelli più vecchi? O meglio, quelli e meno... minorenne. GP, No, è una domanda. allora. Perché no? È da capire, no? Perché allora detta ci sono così, vari... eh. No, ci sono vari salti... Non potrebbe essere tua figlia, di più. No, Si sta arrampicando. Mia nipote, Tua nipote. la sua età e la mia potrebbe essere. Però, visti i salti generazionali che ci Ah, sono, ok. no? Ah, Che ok. una volta le generazioni erano fatte da 25 anni alla volta, adesso più o meno ogni 5 anni si ribalta il mondo. Sì, ci dica sì. Ed è interessante capire anche a livello proprio. Però così. devi pensare che l'uomo sviluppa dopo, quindi vuol dire che un Questo è vero. quindicenne non è all'altezza di una ragazza quindicenne, le ragazze sono più avanti. Questo Purtroppo è da sempre dire. successo. È da Volevo dire che sono sapere sempre da più lei avanti. se lei preferisce i ragazzi più maturi, che non sono i trentenni ma saranno i ventenni, piuttosto che invece i tuoi coetanei. No, allora, coetanei no, però neanche Ecco. 20 anni, direi tipo 17 anni sarebbe perfetto. Ho capito. Poi sai che loro comunicano con l'età, non con l'età col numero, ma con l'età dell'anno. Quindi se dici 2000, no, 2000, no, mai, no, Perché no giuro. 2000, scusa? È così. 99. Vedi? È così, loro ragionano, Cioè, lo so, no, GP, adesso- ma è una no, cosa adesso mi nuova. ci devi Devi spiegare aprire un perché. programma va. latillone. Non ci No, si va. perché? Allora, io mi sono perso già il 2090. No, no, ma Ma adesso io voglio è capire diverso. perché no 2000, che quindi hanno 17 anni quest'anno, e no. sì 99 che ne fanno Bravo, 18. spiegalo. Raccontami. Perché allora il 2000 Sì. in genere, poi ovviamente sfigato. non voglio adesso. Brava. No, sono meno maturi. Sono di meno solito, maturi, i sì. 2000. Sì, invece i 99 un po' di più. Cioè, allora, tu dimmi la differenza che c'è un dicembre 99 e un gennaio 2000. Beh, l'anno. È psicologica. Bravo, È esatto, psicologica. bravo. Ma anche perché stando in classe con persone anche più grandi, Sì. comunque maturi di più. Certo. Quindi tu vai oltre i 2000, vero? Sì. No, Non lo so. Cosa? C'è qualcuno che sta... No, No, vabbè. ha un momento di Dariola, sai, tranquillo, Allora, così. aspetta che chiediamo alla band. No, voglio sapere anche la loro opinione, perché sapete che noi Comunque, cerchiamo... Giovanni, nel frattempo è arrivata una mail alla redazione di Pordenone dove la signora Maria Giovanna Di Castions chiede un video shooting anche di GP per domenica prossima. Cosa non ho capito Un niente. video shooting. Non si sente qua. Ti devi Un tuo spogliare, ti Ma devi per l'amor di spogliare. Dio. Un video Allora, shooting di 99 o GP. 2000? Guarda là. Pensa No, che perché sia è una importante, parolacciona. no? Questa differenza tra il 99 e il 2000.
Parlavamo con la Valentina. Ma da qua non si sente niente. Comunque sempre sotto il 2000 dal mio punto di vista. Sotto il 2000. Sotto il 2000. Vedi Valentina, si stanno cominciando a dare ragione anche gente molto più adulta di te. Secondo te 99 o 2000? 2000, dai, No, lui invece 2000. Andiamo di qua a sapere se è meglio 99 o 2000. 99. 99, benissimo. Quando io ero giovane era un altro numero, finiva in 9, davanti aveva un altro numero, quello era il numero perfetto. Non lo puoi dire? 2009. Tu 2009, addirittura siamo al 2009, abbiamo saltato di pari passo 10 anni, ci manca lui che è la persona più seria del gruppo. 99 o 2000? 99. 90, quindi vince il 99. Vince il 99. Valentina, avevi ragione. Valentina, avevi ragione, vince il 99. Possiamo sapere la domanda? La guardate in replica con la casa della Mara. La domanda qual era? Quindi adesso cosa cantate? La canzone tipicamente veneta di prima. La canzone che Del 99. Non ha un titolo, lo scopriremo solo vivendo. La canzone che non ha un titolo che scopriremo solo vivendo. Paprika. Porta canzone con un stemma a rete, una cuculiella che vi si era alzata, passa scampagnando pa' vulpago, come un guapo te fa guardare. E tu fa l'americano, americano, senti me che tu fai, e tu vuoi vivere all'amore, ma sapevi whisky and soda, e poi ti senti distrutto, tu ballo rock and roll, e tu giochi a baseball, ma i soldi vecchi a me, Italia, la passetta viva, ma tu fai l'americano, americano, ma sei nato in Italia. E senta, non c'è sta niente a fa, ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Ehi maestro! Sei nata in Italia, io sento a me, non ci sta niente a fa, ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Come te può capire che te va bene, se tu le parla miezza pulpaghese, quando te fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo and I love you. Americano, e senta me che tu fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, e poi ti senti di questo e tu ballo rock and roll, e tu giochi a baseball, ma i soldi vecchi a me, chi te li dà la borsetta di mamma, e tu vuoi fare l'americano, americano, ma sei nato in Italia. A me non c'è sta niente a fa, ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. A whisky and soda, rock and roll, a whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, a whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda. Whiskey and soda, rock and roll. 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 Strepitosi! Grazie. Bravi! Allora,
che secondo me era più da Bolzano questa. Esatto, sì, più che Bolzano era di di sotto. Bolzano di sotto. Non di sopra, Bolzano di sotto. Un po' Bolzano di sotto. Perché era un tirolese un po' largo, no? Un tirolese un po' largo. E di solito quelli da nord parlano un tirolese un po' più stretto, no? Un po' più... Dipende dai punti di vista. Allora... Terminati i primi tempi in Lega Pro. Andiamo con i primi tempi della Lega Pro, vai Parma Carlo. Ancona 0-0, Forlì Maceratese 1-1, Gubbio 0, Mantova 1, Fano Pordenone 1-1 e Teramo Reggiana 0-0. Ah no, c'è anche Modena Sant'Arcangelo 0-0. Bene, allora, questa sera c'è la trasmissione serale, lo speciale Domenica Teleporto. non è sempre domenica, condotto da Gigi Di Meo, e in particolare anche Igor so che ha partecipato a dare una mano a questo grosso progetto del salvataggio di un palazzo storico in Piazza della Vittoria a Gorizia, Palazzo Paternolli. Ci ha chiamato in settimana la dottoressa Chiara Pradella e ci ha chiesto se potevamo anche noi come televisione, come media, dare una mano proprio per far conoscere a più gente possibile la situazione di questa struttura, che è un palazzo del 1800, fine 1700, inizio 1800, sta andando letteralmente a pezzi, è una cosa abbastanza, no Igor, anche tu che l'hai visto, è una cosa abbastanza vergognosa che un palazzo così, della piazza così importante. Peccato perché meno male, insomma, poi ha scoperto, proprio Chiara aveva scoperto questa soffitta. Esatto. Insomma, di Carlo, e avanti così, sta cercando in qualche modo di trovare privati, anche non, con le autorità, con gli enti, con tutti i vari personaggi, insomma, di cercare di salvare questo palazzo che poi si trova nella piazza principale della città lì, davanti alla cattedrale. Proprio. Si vede proprio, esatto. lo si vede quando si entra in piazza proprio Vittoria, lo vedete perché sopra c'è il castello e sotto c'è il Palazzo Paternolli. Questa sera andrà in onda lo speciale che io e Mara abbiamo girato insieme mercoledì scorso, uno speciale che dura 25 minuti ma vi spiega in maniera molto approfondita qual è il progetto di ristrutturazione e di riconversione di questo Palazzo Paternolli, ovvero farlo diventare una struttura pubblica, quindi una casa dello studente con il museo nella soffitta appunto del filosofo Carlo, cognome impronunciabile. Miche Stetter, ok. E pensate a un filosofo morto a 23 anni che è suicida purtroppo. Da dimostrare. Che però, dai, allora, andiamo avanti per Apriamo cortesia. un giallo. Sì, c'è un giallo, dopo 300 anni, lasciamo stare. E che però aveva già prodotto un sacco di opere. Esatto. E c'è un sacco di gente in tutto il mondo che segue appunto le opere di questo È uno filosofo studiato in tutto il mondo, è tradotto in tutto il mondo. In tutte le lingue, sì. Esatto. Molto felice di conoscerlo, Carlo. Lei è stata molto felice, ho visto. Ha avuto un momento di felicità, la pila è andato in alto. Quindi questa sera trovate già sulle nostre pagine Facebook e su YouTube l'intero speciale, questa sera in onda a partire dalle 19 su Telepordenone. Questo è una piccola clip, un'intervista sia a Chiara Pradella che alla dottoressa Chiara Pradella che al vice sindaco di Gorizia di quello che stanno cercando di fare appunto per Palazzo Paternolli a Gorizia. Prego regia. Siamo venuti a Gorizia, chiamati dalla dottoressa Chiara Pradella, che è l'ideatrice, la promulgatrice del salvataggio, della riconversione anche di questo bellissimo palazzo proprio qua nella Piazza della Vittoria, la piazza storica di Gorizia, Palazzo Paternolli. Dottoressa, ci racconti un po' di questa sua idea? Allora, io sono venuta a Gorizia l'anno scorso, affascinata dalla filosofia di Carlo Michestetter, e passeggiando mi sono accorta di un cartello che adesso non c'è più con la scritta vende, perché questo palazzo era ed è tuttora in vendita. E questo è un peccato, perché in questo palazzo il filosofo Carlo Michestetter si riuniva con gli amici Nino e Rico e ha scritto la sua tesi di laurea, La persuasione e la retorica, che oggi è un'opera tradotta e studiata in molte parti del mondo. In questo palazzo c'era anche la tipografia Paternolli, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che era una delle più moderne di queste zone, dove hanno lavorato figure come Carolina Luzzatto, che è stata la prima giornalista italiana. E secondo me questo palazzo merita di essere salvato, anche perché ora è in decadenza, poi si potrà anche vedere, e è in una città che dovrebbe rinascere, sia per tutte le risorse culturali che le appartengono e sia per la possibilità, insomma, di creare qualcosa di nuovo che possa attirare il turismo e rilanciare l'economia.
L'idea che è nata è quella di fare di questo palazzo una casa dello studente moderna che possa accogliere i giovani, anche i ricercatori, i professori, dedicata a Carlo Michestetter naturalmente, e possa essere un nuovo centro culturale che dia vita a questa piazza. Anche il vice sindaco di Gorizia, Roberto Sartori, un comune impegnato nel recupero di questo palazzo storico. Sì, grazie all'entusiasmo della dottoressa Prandella, che è riuscita a smuovere mari e monti e a suscitare giustamente l'interesse per questo palazzo che ha più di 300 anni. Chiaramente noi come comune, ma diciamo tutte le istituzioni pubbliche della città si sono interessate grazie a Chiara, sono state fatte diverse riunioni e c'è la volontà di dare una mano per recuperare dal punto di vista urbanistico il palazzo, che poi ha una sua storia non indifferente. Si trova nella piazza centrale, piazza Vittoria, che è stata riqualificata dal comune non molti anni fa, quindi recuperarlo dal punto di vista urbanistico, dandogli però una finalità universitaria. Da questo punto di vista l'Università di Trieste, il magnifico rettore, ha già dimostrato l'interesse per creare una casa dello studente e per aumentare quindi i posti che abbiamo a disposizione in città. Eccoci qua, allora come dicevamo questa sera a partire dalle 19, in domenica non è sempre domenica, lo speciale che dura più o meno 25 minuti, però è molto interessante, molto approfondito perché anche voi possiate capire la rilevanza di questo palazzo, ma soprattutto la destinazione d'uso, che diventerebbe una casa dello studente. Ricordiamo che a Gorizia c'è una sede universitaria staccata dall'Università di Trieste e quindi porterebbe sicuramente del beneficio alla città, agli studenti e ovviamente creando anche un museo, anche un turismo culturali. È venuto a trovarci Edo del Buon Gustaio. Buon pomeriggio Edo, eccolo qua. Allora, siccome in settimana loro erano impegnati tantissimo, e per fortuna, anche perché lavorate bene, dobbiamo parlare del menù di Pasqua, perché settimana prossima, domenica, è Pasqua, e allora vediamo questo menù di Pasqua dalla regia, grazie, perché Edo è un menù pazzesco, come al solito voi fate delle cose bellissime, soprattutto buonissime, più che bellissime. Un menù, eccolo qua, questo è il fronte, è un menù che è composto veramente da un sacco di cose, antipasti sia di carne che di pesce, primi piatti di carne e di pesce, sì, secondi. Sì. Diciamo che a differenza di quelli di Natale dell'ultimo dell'anno, questi vanno a porzione, quindi la gente è più facilitata a prendere, perché non è obbligata a prendere tutto il menù, ma logicamente solo quello che desiderano. Ecco, qua vediamo un po' di piatti che sono proposti come antipasti. Adesso voglio darvi 2 o 3 chicche, se mi si accende il telefono. Eccolo qua, ad esempio, come antipasti ci sono prosciutto cotto alla brace con cipolline borrettane, poi un tris di crostini della casa, l'antipasto misto della casa, che è carpaccio di pesce spada marinato con macedonia di fragola al lime, buonissimo questo. Sì. Poi insalata di mare al sedano, insalata di gamberetti al sedano, sarde in saor, tanta roba. Questa qua ad esempio invece sono delle lasagne con code di scampi e porro buonissime. Sì. Poi questo era tanta roba. Questo è un secondo, no? Un arrosto di vitello al forno che è ottimo. Andiamo avanti. So che qualcuno gli verrà fame adesso. Anche io ho già fame. Questa è un'orata al forno con pomodorini e olive taggiasche, buonissimo. Poi ci sono seppie e gamberoni ai ferri come secondo, quindi veramente una vastissima scelta. E siccome poi loro fanno delle porzioni che non sono proprio minuscole, no? Come ecco. Allora, l'idea più bella è: siete 4 in famiglia, prendete 4 primi e li dividete, no? Sì, e così tutti assaggiano tutto, sì, secondi uguali, contorni uguali, e secondo me viene veramente una bella festa, ma soprattutto non vi rompete a cucinare a Pasqua, vero Edo? Va bene, sì, tutto ok quello che hai detto. L'unica roba che posso dire è che le persone sono invitate a prenotare anticipatamente. Ovviamente, non pensate di andare lì il giorno di Pasqua a prendere le cose. Riceviamo le prenotazioni entro giovedì, venerdì al massimo, venerdì sera. Facciamo vedere il fronte del menù, per cortesia, che era... eccolo qua, vedete, quello lì è il numero di telefono dove dovete chiamare per prenotare fino a venerdì. Fino a venerdì sera, eccezione proprio sabato mattina. Esatto. 0434 56 0089. Eccolo la lì. sede principale di Fiume Veneto, dove il sottoscritto è tra i fornelli.
tu sei lo chef di questo menù, nonché l'inventore del menù, ovviamente. Insieme no? a mio figlio Alberto. Insieme ad Alberto, ovviamente. Ecco. Poi Posso dire le controindicazioni del buon gustaio? Sì, Ce che n'è una da dipendenza. Il buon gustaio da dipendenza. Adesso, non perché qua lei, ma perché lo possono dire i marchi dei ragazzi di Azzano. Ieri sera ero a Azzano, dove sono andato a prendere le pizze? Al buon gustaio, Ma ovviamente. perché io dove mangio? Dove prendo? Se la facciamo buona la pizza non è mica colpa. Mica solo la pizza. È solo Carlo che non viene mai a fare il servizio a mangiare la pizza. Ma Carlo lui è sportivo, lui... Io invece no. Si tiene dietro. Mi ha invitato la prima volta GP a fare il servizio, poi non mi ha più chiamato. Anch'io faccio uno sport, vado al buon gustaio a piedi e poi smaltisco quello. Ma vieni per conto tuo, no? Ti sei trattato anche Hai meglio. hai ragione. Addirittura, vedi, si è trattato anche meglio. Allora ringraziamo Edo, grazie Va bene, Edo, grazie a grazie voi tutti, mille. vi aspettiamo al buon gustaio. Buon gustaio, Grazie a ricordiamo tutti, Fiume Veneto, Mazzano Decimo, Brugnera e San Stino di Livenza. Grazie e Fiume Veneto, ovviamente la sede centrale. Grazie Edo. Grazie. Allora c'è, a parte mercoledì all'isola dei Formosi, dei famosi. Dei fumosi. Formosi? Allora abbiamo anche giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19. Dalle 17 alle 19. Al Caffè della Piazza in piazza 20 settembre a Pordenone, Sì. sempre con Michael Berti, Viviana Bazzani, Lele Un live. San. Un live con la radio su Wideline, potete scaricare l'app Wideline oppure su www.wideline.it. Faremo la diretta e poi da lì ci sposteremo dove Brescancingino alla locanda di Aviano Che è bellissimo. ci ospita per la cena, il pernottamento e tutto quanto, e ringraziamo sempre Mirko della Birreria Monaco di Cordenons e il nostro direttore Renato Mantello che ci dà questa possibilità di Assolutamente. condurre questo programma. Quindi io aspetto anche Igor. Igor, vieni. Dai Igor. Quando? Mi lancio. Mercoledì e giovedì. Mercoledì, dipende a che ora, finisco la diretta. Guarda, noi tutte le ore ti aspettiamo. Tutte le ore? Allora adesso, Igor, a tutte adesso le mi ore. Allora mi organizzo adesso. Per non c'è cui se problema. sei in zona sei il benvenuto, sei il benvenuto. Igor, Anche scusami. tutti gli ospiti naturalmente. Ci ospiti anche il modello. Scusate, ma devo dirvi che è arrivata una mail alla redazione di Pordenone, chiedono uno shooting nudo anche di Igor domenica Ecco, prossima. vedi? Allora faccio Io va anch'io bene. confermo. L'ho scritta confermiamo, io. L'ha scritta la lei, Sonia. adesso Brava. si capiscono tante cose adesso, no? Vabbè, un apprezzamento, cioè non è sempre l'uomo che deve Brava fare l'apprezzamento Giusto. concordo. sulla Anche la donna donna, deve- posso dire? Brava, È un bel giusto. fiol, bel Un fieu. bel Poi arriva da Milano. È molto Milano. È un bel Uè, fieu. allora. Allora, parlando di bei fioi, parliamo di belle donne, perché Peter ha da darci un po' di date delle tappe, appunto delle selezioni di Un volto per fotomodella. Sì, grazie GP. Allora saremo il 23 di questo mese al Pascià di Pordenone, dove faremo la sfilata con Kinky e la Ross, con le nostre miss. Poi forse metteremo anche un po' di musica brasiliana, se vengono che le nostre amiche del Brasil, vediamo insomma. Poi saremo il 20 del 5, ovvero il 20 maggio, al Rally di Magnago, presso l'Euro Hotel. A giugno, il 20, saremo al Caffè Letterario, con più di una serata, vero Cinzia? Facendo? Sì. E poi saremo al Fossamala, sempre a giugno. Trovate tutte le date sulla pagina Un volto per fotomodella Friuli Venezia Giulia, oppure Un volto per fotomodella Nord-Est. E il Cavalier Dino Civale quest'anno farà la finale nazionale alle Terme di Fiuggi. Quindi noi porteremo 6 oppure più finaliste del Friuli, 6 del Veneto, che si contenderanno il titolo con tutte le altre regioni d'Italia, quindi una cosa abbastanza importante. Bene, Quindi molto, vi aspettiamo. molto molto bene. Allora vi ricordiamo, allora l'hai scampata con gli amici del Tamai, quindi ti è andata Sì, di lusso. è andata bene, di lusso. Veniamo noi adesso a bere. Il cambio di però. residenza è stato fondamentale. Il cambio di residenza, ricordiamo però che cioè, salti il Tamai, ma la Valentina Valentina è sempre c'è presente, sempre, quindi e la quindi mazzata finale arriva. Il Veneto Juniore sta battendo il Friuli Venezia Giulia 2-0. Sì, aspetta, lui dice così, aspetta che vada a casa, poi vediamo. Scusa, lui dice, l'uomo sempre dice, tranquillo, non c'è problema, aspetta. Prossima puntata arrivo con gli ematomi. esatto. Distrutto. Ricordiamo, a partire dalle 18 il bellissimo aperitivo al Pascià di Azzano Decima, naturalmente in piazza, anche se in realtà è via 3. L'unico bar aperto la domenica. Ma soprattutto adesso mi dici chi c'è stasera al bar Pascià a Pordenone. Steph Barnes, fregato. Porca A partire dalle 20 il grande chitarrista, già chitarrista, non perché è morto Vasco, perché non suona più con Vasco dall'anno scorso. E Mara Chiedi, l'ex marito di? Che due balle, ragazzi! Momento Oh! gossip, vai. Che roba, ragazzi!
Quindi al Pascià Via Galilei a Pordenone. Voglio ricordarvi anche il grande aperitivo al Pascià in piazza Cordenons, perché ci sono arrivati i saluti dagli amici del Pascià Futsal Club, quindi salutiamo Andrea, Piergiorgio e gli amici del Pascià di Cordenons. Se anticipate tutto, alle 18:30 comincia l'aperitivo con Sabino Live Band, quindi Sabino, Sara, Alice e Alessandra Giubilato al Posta a Pordenone, veramente in piazza. Un sacco di cose questa sera. Scusa GP, posso dire una cosa? Sì. Io vorrei che salutare Narciso Vazzoler, perché grazie a lui assegneremo parecchie fasce regionali. Quindi ringraziamo Narciso, che sarà il nostro sponsor regionale. Che è anche grazie il nostro Narciso, sostenitore. ciao. Grazie a Narciso. Volevo ricordare una cosa, se per caso non avete capito nulla, tranquilli che su Facebook o su YouTube metteranno sotto i sottotitoli in tutto questo. Assolutamente. Così capiremo tutta la puntata. No. A proposito di sotto, No? Non ho capito niente. Ah sì, l'aperitivo sottosopra. Sì, ma cosa ne dici di sotto? Dimmi a sottosopra. proposito di sottotitoli, sottosopra. Stava per dire la battuta, ma poi si è La possiamo vergognata a eliminare, metà. la possiamo sopprimere. Ma ormai è così, sta andando così, è stato bravo adesso in questo momento. Quindi a Domanissa aperitivo, bellissimo questa sera, l'aperitivo rovente, a Domanissa sottosopra dove abbiamo fatto quella bellissima puntata domenica scorsa. Chiudiamo E non abbiamo bevuto nulla. No, assolutamente. Chiudiamo la puntata con i Paprika Rabaltation Band, perché io lo dico, L'ha detto bene anche stavolta. lo dico alla furlana, Rabaltation, vero? Ovvio, che discorso, ovvio. E per chiudere in bellezza cosa ci suonate? Io invece vado a fare aperitivo nel mio divano. Cosa fai tu? buona Aperitivo Pasqua nel a mio tutti. divano. Gli saluti li facciamo dopo la canzone. Esatto. Quindi? Proud Mary dei Creedence. Prego. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleeping, worried about the way things might have been. Big wheel keep on turning, proud Mary keep on burning, steady rolling, rolling. Rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Yeah, kill the birds in the Memphis.
Grazie a tutti. Veramente, veramente bravi. Grazie ai Paprika Rabaltation Band. Se volete invitare... Avete fatto scattare anche l'allarme. Quindi grazie di fare scattare anche gli allarmi. Voglio ringraziarvi, voglio augurarvi naturalmente buona Pasqua. E giustamente non potevano mancare i ladroni. Ma soprattutto avete fatto ballare il fonico. Esatto, e anche l'aiuto regista. Voglio ringraziare tutti, siamo in chiusura, soprattutto Omar Battistone, Igor da Milano. Speriamo di avervi nelle prossime puntate ancora ospiti, tutte le ragazze naturalmente, Sonia Borgonovo, Betty col cuore, tutti gli amici di Wildline Radio. Ricordiamo ancora le date, mercoledì e giovedì, mercoledì 12 Monaco. Birreria Monaco dalle 18 in poi, giovedì 13 Caffè della Piazza, Piazza 20 settembre e poi da Brescancin alla Locanda d'Aviano chiuderemo i festeggiamenti di questa lunga diretta Wildline. Ringraziamo naturalmente anche Gigi Vox a partire dalle 18 da Sano Decimo. Anche la comunità, ricordiamo la comunità che ogni comunità domenica che è siete qui, importante. così se qualcuno che ci sta guardando, tranquilli, avete problemi, È non tutto c'è normale, problema, dalle 15 Dalle 17 15:30 c'è la comunità. c'è qua, quindi tranquilli, venite qua che chi ha problemi qua li passano subito. Benissimo, quindi a partire dalle 18 Pascià Sano Decimo, dalle 20 Steph Barnes al Pascià in via Galilei. Noi non ci vediamo domenica prossima. No? No. Ci vediamo il 23 di aprile. Da dove? Ce le fate a resistere? Non lo so. No, anch'io. Tu sai da dove siamo il 23 aprile? Non importa Non lo dove, so neanche dove l'importante è che siamo. ci Da casa siamo. di GP. Da casa di GP. Da casa di Jeep. Con la gatta soprattutto. Salutiamo allora, la grazie Perla. a tutti, buona Pasqua e Buona ci Pasqua, vediamo il buone 23 feste. aprile. Ciao, grazie. Pordenone 1-1 ancora.